trustworthy courier, and I need them now. Welcome to Federal Space. Scusate, ho dimenticato il microfono. Mea culpa. Dicevo, male, tanto male, molto tanto male. Eccoci qua. Sistemato una cosa nella chat, adesso andiamo a vedere di cosa parliamo stasera. Quindi, Virus 101, come al solito vi dà il bentornati sul canale, bentornati a voi, bentornato a me. Eccoci qui pronti per una nuova entusiasmante diretta su Elite Dangerous Odyssey, Horizon, Beyond, quello che sia. Chiedo scusa per la falsa partenza col microfono, comunque andiamo subito al punto. Ieri sono tornato ad allenarmi e oggi mi fa male dappertutto, ragazzi. Ho male ai tricipiti, ho i bicipiti che funzionano e non funzionano, le gambe che sono un po' stanchine, gli addominali si salvano un attimino perché grazie a Dio non ne abbiamo fatti troppi, ma dorsali, deltoidi cominciano a protestare un pochetto. Dopo un anno e mezzo che non facevo assolutamente una cippa di niente, ieri sera abbiamo ricominciato con i corsi, con i nuovi allievi e tutto il resto, e quindi sì. Oggi fa male dappertutto, quindi la partita sarà abbastanza calma e tranquilla perché ovviamente mi fa male dappertutto, nonché andremo a vedere alcune cosette su cui poi mi sono dedicato. Quindi saluto tutti quanti coloro che mi hanno già raggiunto, quindi buonasera ad Andrea, buonasera a Mike CL e buonasera a tutti coloro che poi ci raggiungeranno, seguiranno, quello che sia. Vedranno il video poi in un secondo momento. Per Andrea, sì, la mia tazza da battaglia è stata presentata nella diretta precedente perché, come dicevo, ogni streamer, content creator che si rispetti non può non avere la tazza, quindi ve la rimostro. Per il momento ho solo questa qui, poi magari in un futuro vedremo se riesco a munirmi di nuove tazze più entusiasmanti o quello che sia. Comunque, ovviamente, oggi come oggi, se non hai una tazza o un bibitone o qualcosa del genere, sembra che non sei un content creator affidabile, quindi mi sono munito pure io dell'equipaggiamento adeguato per le dirette. Ok, detto questo, andiamo a vedere un po' di cose. Come parlavamo su Discord anche con Mike che ci sta seguendo in questo momento, per tutti coloro che seguiranno da qui in poi, anche per te Andrea, per tutti i dubbi che hai su questa espansione, fate molta attenzione. Non ho fatto tempo a mettere l'afterburner con i dati qui e purtroppo magari un giorno lo farò, il tempo a mia disposizione sapete purtroppo è abbastanza limitato e faccio fatica a fare queste cose. Mamma mia, in puro stile televendita. E quindi dicevo, Mike mi faceva presente delle temperature assurde che hanno raggiunto le sue RAM, addirittura 80 gradi, quindi grazie per i feedback e tutti i test che hai fatto, di cui mi hai messo a conoscenza, e fate molta attenzione all'hardware. Se non avete un case ben ventilato, questo gioco potrebbe friggere qualcosetta all'interno del vostro hardware. Non ho ancora sentito giocatori che sono lamentati di computer fritti, però penso che a lungo andare RAM ad 80 gradi non siano molto contente sul lungo termine. E tutto questo per poi cosa? Per vedere insomma queste 4 H che vediamo sul monitor. Eccolo qua, il flickering, il maledetto problema del flickering, anche questo di cui discutevamo, e dopo magari sarà interessante guardarlo frame by frame. Quello che avete appena visto sembra un frame fuori fase. Non capisco cosa sia, secondo me o è un'eccezione o proprio un frame renderizzato completamente fuori fase, e quindi vediamo questo effetto orribile come l'abbiamo appena visto nelle stazioni, soprattutto succede. Poi cosa vediamo? Dei terminali che sono ad altezza giganti, perché non ho mai visto un chiosco a queste altezze, di solito sono... Eccolo qua, l'avete appena visto? Non so se sia un problema con le nuove metodologie di culling o quello che sia, comunque l'abbiamo appena visto flickerare di nuovo, come se fosse sparito per un attimo e poi rirenderizzato, quindi nel tentativo di ottimizzare le cose non so cosa sia successo.
io ho un case Antec di Flux 600. Ok, io sto usando un case della Cooler Master con dei bei ventoloni e un bel dissipatore che prende quasi tutta la dimensione del case, con 3 ventoloni davanti, e quindi dovrei essere abbastanza a posto. Però so di tanti che giocano magari su portatili, su un case magari un po' più costretto, adesso che comincia l'estate, cominciano a scaldarsi anche gli ambienti, e intanto un altro flickering, quindi tutto questo a testimonianza di questa cosa. E faccio presente che non ho ancora aggiornato i driver della scheda video, non ho fatto tempo, però mi viene comunicato che questa cosa succede anche con i driver aggiornati, quindi penso sia proprio un problema insito dell'engine. Abbiamo visto un altro flickering là dietro, comunque è quello che sia. E giusto per la cronaca, oggi eccolo qua di nuovo, è fastidiosissima sta cosa. Comunque, let me browse your stock, upgrade sell suites. Sono andato a farmarmi un po' di materiali, perché volevo avere almeno la Artemis a livello 3. Ho quasi finito tutto, come potete vedere. Mi mancano 3 carbon fiber plating, e questa cosa mi fa girare abbastanza i marroni, perché sono andato parecchio in giro a trovare cose. Infatti vedete anche gli altri numeri, non sono proprio pochi, possono essere più alti, per carità, però per il tempo che ho avuto a disposizione i numeri dovrebbero quantomeno essere saliti praticamente tutti, a consentirmi di... Il power regulator, come sapete, non è un problema, lo compriamo per 100k fallendo la missione, però questi 3 carbon fiber plating mi perseguitano da mo'. E questo intanto per dire, ho fatto un altro upgrade, tra l'altro ho upgradato il mio TPK Helion. Mi sto trovando bene con quest'arma, devo essere sincero, lo status attuale. Ok, e quindi Pax Quite a Punch, e quindi ci sta. Per il momento mi sto trovando bene. Ne ho provate altre, ma non sono stato così entusiasmato come con questa. Non male. E magari uno di questi giorni potrei fare un upgrade anche di questa. Tanto cosa gli servono? Solo 5 weapon component che ho già trovato a random. Guardate quanti pochi ne ho trovati, nonostante il resto che ho trovato. Compression liquid. Quindi anche questo discorso che faremo tra un po' che mi muovo, la progressione è allucinante. E comunque, ciao Maurizio, non riesco a giocarlo Odyssey, ma problemi con l'hardware. Preciso una cosa, le DDR6X della serie 3000 di Nvidia scalda parecchio nel RAM, non è detto che le serie più vecchie abbiano tempo come le mie. Comunque resta il fatto che la GPU sia la GPU che le RAM della GPU. Ok, quindi sì, allora sappiamo, questo motore stressa parecchio l'hardware. È un argomento già discusso ampiamente, che tanti altri canali hanno discusso, e non sono l'unico a lamentarsi della cosa. Comunque, questa poi è la pistola che non sto neanche più usando in questo momento, perché come vedete sto usando questo Manticore Tormentor. L'ho già fatto un upgrade e già sono senza materiali. Mi servono 15 chemical super base e altri 3 micro electrode. Vabbè, questi li troveremo. Questi ne ho trovato una finora. Una. Vabbè. Cercherò di capire dove poterle andare a trovare, e quindi poi magari vedremo. Ma ho notato un'altra cosa interessante, perché mi sono eccolo qua, l'ESC, che vedete si rifiuta di uscire, il backspace, l'ESC che non fa niente, e se io non seleziono manualmente goodbye con i VSD, le freccine, o con il click del mouse, faccio un'estrema fatica sto notando un po' di problemi col monitor qui in parte. Vabbè, speriamo bene. Ok, allora vado a vedere subito una cosa. Le missioni, sto cominciando a fare delle missioni diverse, e sono le missioni di salvage. Perché le altre missioni mi sono trovato un po' a dire no, basta, le fate per sbloccare un ingegnere, ma se non vi interessa solo il farmi dei materiali, queste possono essere utili. Allora, leggo un attimo, torno sulla chat tra poco. Oddio, mi è sparita una missione che volevo fare, vabbè, proviamo questo Find Californium in an Empty Settlement, così vediamo che è una missione di tipo diverso. Un threat level 3, quindi un threat level abbastanza alto, 1038, 7000, sì vabbè, accettiamo la missione, accept mission, back, exit, goodbye, ecco qui. Ma bloccatemi la telecamera lì, cosa me ne frega di guardare in giro?
sto interagendo con un pannello. Queste piccole cose, il polish del gioco, che non ci sono. Per esempio qui adesso lamentele varie, e spazio, e interagisci, conferma l'interazione, e vabbè. Comunque dai, dopo mi dicono che mi lamento tanto, però sono quelle piccole cose che a me sinceramente danno un po' fastidio. Premo E di nuovo, basta, sono a posto. Vedo il monitor a sinistra che si sta veramente... Oddio, che succede? Oh, il monitor secondario che non mi piace cosa sta facendo. Comunque intanto mi lancio, speriamo che non abbia ulteriori problemi. E comunque vi dico, visti anche questi problemi qui, ok, almeno ho le informazioni di QQ Pegasi, per fortuna. Ok, dicevo, e visti i problemi e tutto il resto, questa sarà una delle ultime dirette che faccio su Elite Dangerous Odyssey. Usciamo? Ok, quindi mi sono schiantato là perché non uscivo dalla Galaxy Map, vabbè, dalla System Map, scusate. Comunque, vabbè, tutte queste piccole cosette sono quel polish, chiamiamolo così, che solitamente si tende a fare sui giochi per renderli... si chiamano quality of life, per dare un attimo una qualità di vita all'interno del gioco migliore. Tic tic ho fatto, boh, andiamo avanti. E sento un po' la mancanza di pulizia su queste cose. E quindi mentre andiamo avanti torno un attimo sulla chat. Probabilmente ottimazione, d'altronde una beta ancora può essere, a me si blocca la schermata di caricamento, ci dice Maurizio, sì. Andrea, questo modo di guardare dei pannelli lo fanno per rendere la cosa più realistica, darti l'idea di stare a guardare il pannello. Il realismo a volte stona con un videogame. È sempre il discorso del balancing. Vuoi fare un simulatore? Fai un simulatore. Vuoi fare un gioco? Fai un gioco. Vuoi fare qualcosa in between, più di qua o più di là? Datti un obiettivo, in modo che questa cosa si senta in ogni aspetto del gioco. Quindi se faccio un simulatore, quindi Kerbal Space Program, facciamo un esempio, è un simulatore, e questa cosa la sento in ogni aspetto del gioco. Elite è un po' fumoso secondo me, ha degli aspetti molto da simulazione, mentre altri aspetti sono ancora molto arcade, e non lo so, si sente, almeno io personalmente sento un po' questa mancanza di coerenza, ecco, la definirei così. E poi per invece parlare un attimo con Andrea, mi sa che dovrò spostare la presa di alimento, mamma mia, cioè vedo linee proprio partire sul monitor, non vorrei che questo motore mi facesse fuori il monitor secondario, vedo cose strane, ve lo dico, vedo cose strane sul monitor qui a parte. Non so se sia un problema dell'alimentazione, del cavo video o di cosa, non ne ho la più pallida idea, speriamo bene. Andiamo avanti, vedo di agitare un po' meno il tavolo, perché ogni volta che agito il tavolo vedo cose brutte, quindi non vorrei. Forse un po' il cavo di alimentazione o qualcos'altro, boh, misteri. Comunque, dicevamo, torniamo in gioco. Allora, per chi fosse ancora in dubbio, se avete dei dubbi, aspettate almeno, mi sa, almeno un mese e mezzo, finché non viene rilasciato per PlayStation. A quel punto forse potrebbe essere un buon momento per andare a... Questo, non so, sensazione mia. Questa è una beta praticamente, ci stanno usando come tester molto subdolamente per verificare come funziona il gioco e tutto il resto, per vedere performance e altre cose, e poi apportare le dovute modifiche per poi portare il gioco anche sulle console, visto che vorrebbero portarlo anche su Xbox One e su PS4. Una 3090 fa fatica a tenere un buon FPS sul settlement, quindi a terra non oso proprio immaginare come ce la faranno. Già Cyberpunk ebbe problemi simili sulle console di vecchio tipo, non oso immaginare, e unitamente poi al fatto che sinceramente sto vedendo uno stress troppo elevato sul mio hardware e vorrei non fondermi il PC
prima del dovuto. Quindi questo è un attimo il mio discorso. Adesso ci avviciniamo a Q Pegasi, quindi andiamo un attimo in game con molta calma e facciamo questa salvage mission e vediamo come va. Siamo troppo veloci per il planet surfacing. Allora spariamone una là in alto. Ah, qui becco il ring. Ok, una di qua. Allora magari una qui, proprio al limite, e una la spariamo dietro di là. È grandino sto pianeta, probabilmente avrà una super gravità. Oh, quindi ci metterò 3 anni a scansionarlo tutto. Ah, però posso andare fuori per di qua. Dai, vabbè. Allora, come dicevo, non lo so, e magari può essere una meccanica interessante anche questo detail surface scanner. Io l'ho trovata sempre una meccanica molto rubatempo, messa lì proprio per dare questa illusione che stiamo facendo qualcosa realmente. Alla fine ho fatto solo il 38% di, non lo so, vabbè, il DSS non mi è mai piaciuto né in precedenza né ora, e quindi vabbè, è e rimarrà sempre così, no? Allora, l'esploratore può magari trovare questa meccanica interessante, diciamo. Ok, a me sinceramente non mi ha mai fatto impazzire, mettiamola così. Sparo sonde a tutta manella, speriamo di riuscire a tirarne fuori qualcosa. Non mi interessa fare il bonus delle performance e cose del genere. Mi basterebbe solo riuscire a finire la scansione di sto accrocchio di pianeta. Ok, allora mi ci avvicino lentamente, ma non penso di dover andare qua. Sto sbagliando pianeta, ragazzi? Eh sì, mi sa proprio di sì, mi sa che devo andare dietro questo pianeta. No. Piano e respiriamo. Perché? Ah, perché prima ho fatto il giochino per tracciare un po' di navi e mi sono assolutamente fregato da solo. Eccolo là, eccolo là. Prima arrivando ho scansionato un po' di navi e devo aver premuto il tasto, ho tracciato questo pianeta e ho perso il target sulla mission, colpa mia, colpa mia. Perché, infatti, Salvatore, hai ragionissimo, ho sbagliato totalmente il pianeta dove dovevo andare. Mi sembrava strano di dover andare su un pianeta del genere, quindi effettivamente mi sembrava strano. Anche perché ovviamente il target non era più sul Bailey qua Biological Facility, ma era sul pianeta. Errore mio. Io sono un gamer da 360, questo periodo era ideale, ma quando usciranno altri giochi single in autunno? Il prox mio era Scarlet Nexus il 25 giugno, nel frattempo Elite sarebbe stato buono. Sì, non conosco il gioco di riferimento e non so che gioco sia, perdonami. Però sì, effettivamente Elite, ma Elite era anche bello ogni tanto, per qualche partitella proprio in relax, mi mettevo lì, svolazzavo con la nave, scoprivo qualche pianeta, 2 o 3 missioni, mezz'oretta, un'oretta, esco e via. Oggi purtroppo il game loop è talmente dilatato nel tempo che anche fare queste piccole operazioni in relax, se non ho almeno un'ora e mezza, non riesco a combinare quasi più niente dentro qua. E soprattutto con le space lag poi è un disastro. Capita, sì, Salvatore, capita. Soprattutto su Elite è molto facile sbagliarsi, poi figurati in diretta che stai controllando 700.000 cose. Comunque mi sto giustificando un attimino. E Mike invece si dice con un 5009X e una 3090 l'altro giorno sono arrivato a 14 fps in atterraggio su un avamposto. Si è frizzato, sì, I.O. perché stava caricando dati e cose del genere, quindi lì non importa che hardware avete, se fate I.O. input output non ce n'è.
E quindi anche lì sono un po' tutte le ottimizzazioni che fanno i giochi, no? Precaricamento di alcune cose, altre cose, in modo che il gioco e il motore scorra il più fluido possibile. Ok. Ah, è un action. Allora, Scarlet Nexus è un action anime style Brain Punk. Linea piatta. Devo fare un po' di robette, tipo premo bottone. Qualche effettino così devo sì. Prepararmi una modalità per aggiungerlo alle dirette. Perdonami, quei giochi non li conosco più di tanto. Nel poco tempo che ho mi sto dedicando a questi giochi spaziali e via. Il 17 invece dovrebbe uscire Starbase, come mi facevate presente su un commento, non mi ricordo se era in chat o su un commento nei video, comunque sono andato a darci un occhio, mi sono ricordato che gioco era e sembra un gioco davvero davvero interessante, almeno sulla carta. Quando uscirà, poi vedremo. Ok. Perfetto, intanto ci avviciniamo, sono anche un po' lentino, potrei accelerare anche un attimo, tanto sono perfettamente in linea con le velocità, 8, 7, 6, 5, 4, 2,5 inizio il glide, guardate che bel glide, a 35 km circa, 31 km, mi piace sto glide così vicino, e adesso iniziano gli altri problemi. Gli stessi dev hanno detto che tutta la nuova Planet Tech è completamente broken, gli stessi dev, ascoltavo uno dei live stream sul video di Obsidian Hunt oggi a cena e c'era proprio questa intervista ai dev dove dicono sì, è troppo oscuro. Beh, grazie alla cipa non c'è ambient lighting, quindi e non ci vedo niente, ma proprio niente, lo zero totale e assoluto, quindi dobbiamo per forza mettere la night vision, altrimenti so dolori. Ok, allora vediamo questa Biological Facility. Ok, devo trovare il Californium qua dentro. Oddio, ha flickerato perfino il puntatore, quello bianco, l'abbiamo visto orora. Ok, allora adesso accendo le luci, perfetto. Spengo la Night Vision perché mi mangia una caterba di FPS. No, effettivamente no. Invece sì. 60. Ah, ok, mi mangia nello switch tra Night Vision on e off. Ok. Vabbè. Comunque. Adesso siamo sui 50 fps. Quindi... no, 30, 40. Avviciniamoci pian pianino. Dovrebbe essere vuoto questo settlement. Vediamo quanti edifici dobbiamo spupazzarci. Sono 4 edifici. Vediamo se riesco a parcheggiarmi lì. Potrebbe essere... no, c'è il pad, c'è il landing pad. Poi mi danno le multe perché mi parcheggio sui landing pad, che non va bene, in un settlement completamente spento. Ok, vabbè, non importa. Ok, qui possiamo parcheggiare, quindi meglio di tutto. Eccoci qua. Ok, non so se troverò cicciopanzi, nemici o quello che sia, quindi faccio una cosa intelligente, sposto la tazza fuori da possibili disastri fisici. Ciao Virginia, benvenuta, buon svolazzamento. Grazie Virgi, benvenuta. Comunque, come dicevo, non svolazzamento, stasera andiamo a piedi. E male, tanto male, mi fanno male i muscoli, ok? Sono tornato in allenamento ieri, ho i tricipiti che piangono, davvero. I tricipiti sì, tantissimo. Mamma mia ragazzi, mi ha fatto fare dei push up esplosivi con palla medica da portare al petto e poi riappoggiare giù, esercizi che facevamo una volta tranquillamente, esercizi che facevamo una volta molto tranquillamente, questa volta invece sono stati abbastanza punitivi. Vediamo cosa troviamo qui. Grafene subito, che fico, bello. Ok, allora adesso dobbiamo stare attenti all'armadietto 17. Se troviamo l'armadietto 17 non dobbiamo prendere niente dall'armadietto 17. Per il resto possiamo tirare via tutto quello che possiamo da questa base. Ok, questa cosa mi ricorda un po' i tempi di No Man's Sky, quando scansioni le cose, che una volta che hai loccato la cosa che devi scansionare sei a posto, non devi fare altro, basta che tieni premuto il tasto, anche se guardi da un'altra parte lo scanner funziona lo stesso. Cosa troviamo qui? Insight Databank. Allora facciamo attenzione a che locker siamo,
Inertia canister, deep mantle sample, ma vabbè, questi magari serviranno per gli ingegneri o cose del genere. Comunque andiamo avanti a spogliare questa base di tutti i suoi averi, o almeno di quelli che ci possono servire. Come vedete, l'interazione inizia prima della fine dell'animazione dell'equipaggiamento in mano del tool o dell'arma che sia. Vi faccio vedere, ok, vi rifaccio vedere, eccolo qui. Vi salverà un po' di tempo questa cosa, sappiavatevelo. Ok, questo non mi interessa. Questo che locker è? Non si sa. 9. Ok, non mi interessano quelle cose. Cosa troviamo? Elettromagneti, viscoelastic, coso, grafene. Oh, sto trovando grafeni a maniera incredibile. Queste cose non so cosa sono e non so cosa mi serviranno. Tra l'altro, giusto per dire, hanno fatto un conto che circa tra il 60 e il 70% degli item che sono presenti all'interno del gioco non servono a una cippa di niente. E quindi magari li prendete solo per poi disfarvene perché non vi servono. Quindi è molto difficile capire se un oggetto mi può servire o meno. Almeno in gioco cammini. Grazie Virgi, grazie. Beh dai, ieri siamo tornati ad allenarci, domani torno di nuovo ad allenarmi e quindi dai, si spera di recuperare un po' di forma fisica in questo periodo. Ah ok, qui vado fuori, ma qui era da dove sono entrato. Ok, allora andiamo avanti. E quindi praticamente niente, il game loop è il solito, adesso ci facciamo un paio di missioni così in tranquillità e dopo andiamo a vedere se riesco a finire l'upgrade dell'Artemis Suite. Ok, sempre nella speranza di riuscire a farla. E per parlare, ormai sono anche, non lo so, io sono un po' stanco, non so voi, io sono un po' stanco di lamentarmi anche di questo gioco. Lo giocherò per quello che è, faremo un po' di partite, ce le giochiamo magari assieme o vedrò, ma sinceramente, visto tutti i problemi che ha questo motore, anch'io preferirò aspettare e attendere prima di rimetterci le mani sopra. Quindi darò un occhio ai fix che faranno nelle prossime settimane, ma con molta calma. E vi dico appunto con molta calma perché non so cosa ci aspetterà e quello che sia, e sinceramente vedo che questo gioco sta stressando davvero oltremodo il mio hardware e questa cosa non mi piace assolutamente. Sì, magari otterrei delle cose prima, ma sinceramente perché? Ne parlavamo anche l'altra volta, perché fare tutta questa cosa? Cioè, ho un obiettivo nel fare questa cosa, divento un agente più figo, posso fare missioni più difficili e complesse, affrontare contenuti più entusiasmanti, con una progressione più o meno lineare o quello che sia. No. No, ah ok, qui ci eravamo già stati. E quindi, insomma, alla fine cosa succede? Dopo un po' sono un po' cose fine a se stesse. Secondo me. È un po' così, io la vedo un po' così, insomma, è un po' fine a se stessa questa cosa. Ok, si è spenta di nuovo la fotocamera, come al solito. Sappiate che prima o poi sistemerò questa cosa. Questo è il mese della fotocamera e quindi andrò a sistemare anche questo il prima possibile. Nel frattempo l'accendo e la spengo un po' così. Ciao Lena, benvenuta, buonasera, buonasera. Di nuovo siamo sul giochino spaziale a giocarcela un po' così a piedi, che è così. E appunto, come dicevo, questa sarà penso una delle ultime dirette dedicate a questa versione di Odyssey. Poi magari più avanti, quando il gioco, se sarà fissato o cose, potrebbe essere anche interessante tornare in gioco, anche perché alla fine il game loop dal punto di vista dell'intrattenimento facciamo sempre, cioè le ultime dirette abbiamo fatto sempre questo. Sì, potrei andare a vedere una conflict zone, per carità, niente da dire. Si tratta di sparare un po' di cicciopanzi là, magari con la nave, vedere come farle e tutto il resto, ma una volta che ne abbiamo vista una, le abbiamo viste praticamente tutte. E appunto, come dicevo prima, non so, lo trovo un po'
fine a se stesso. 5, ok, questi li hanno piantati direttamente nel pavimento, però almeno ho la possibilità comunque di fare questa cosa. G mezzo, potrebbero servirmi, intanto vado là e le raccolgo su. Ok, qui siamo tornati indietro, giustamente. Ok, vediamo qui cosa c'è e procediamo avanti. Quindi questa è una salvage mission, come vedete molto 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 easy, però vi dà appunto la possibilità di entrare in questi settlement senza troppe rogne e portarvi a casa un po' di materiali anche da qui. Più che una beta, un early access sembra in pratica sì. Allora dico beta perché effettivamente c'è stata una alfa ufficiale prima ed è andata un po' come è andata, e quindi di solito dopo un'alfa viene una beta, però lo status dell'engine è da early access. Purtroppo bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, e questo è quello che ho l'impressione io. Guardate anche questi effetti delle ombre che sono assolutamente fasulli, sono piccole tecniche che molti giochi usano per far finta che quest'ombra vada in fondo di là, ma in realtà non ci va, è proprio qui a fianco, vedete? È un piccolo trick, un piccolo trucco grafico che serve a risparmiare potenza di calcolo. Però ci sono dei giochi che lo fanno bene e altri giochi che lo fanno peggio. In questo caso non è un effetto che risulta molto molto piacevole alla vista, questa finta ombra qui dietro, diciamo. È troppo intensa, va regolato un attimo. Ok, cosa abbiamo qui? Encrypted Memory Chip, Chemical Catalyst, ok. E tra l'altro, adesso per parlare così di boiate, vediamo una serie di armadietti che sono randomicamente aperti o chiusi in base a come il settlement viene generato quando ci accedete. La cosa mi dà un po' fastidio, perché sono davvero tanti, la quantità di armadietti chiusi, scusate, aperti o addirittura vuoti che trovo in giro è molto alta. Un po' di grafene buttato là, non fa mai male e va bene così. Ok, allora usciamo da sto building. Ok, la porta non si apre, bisogna caricarla. Ok, quindi abbiamo fatto anche questo edificio. Quale avevamo fatto prima? Quello lì? No. Allora, la nave è parcheggiata là. Sì, quindi avevamo fatto questo. Res? Abbiamo fatto il Resource Building? Non lo so. Non lo so. Comunque dai, sì, abbiamo fatto questo perché ho già la porta aperta lì. Bene, 4 edifici, andiamo al... però faccio un'altra cosa. Datemi un nanosecondo. 50 fps al suolo per vedere questa cosa qua. Mi diverto un attimino. Ecco, mi diverto un attimino. Almeno faccio esplodere un po' di barili. L'ho mancato? Come diavolo ho fatto a mancarlo? Ah, ecco. Non mi dispiace questa pistola, devo essere sincero. Meno colpi dell'altra, però molto più potenti. 2 o 3 colpi, se hanno ancora un po' di scudi, tirate giù un cinciopanzo, quindi... me pare bene. E dai, E dopo il resto è tutto così. Corri avanti, corri indietro. Sposta materiali. Tira fuori l'SRV, esci, rientra, rigenera il settlement e riparti. No, ho sbagliato? Ho sbagliatissimo, devo fare un'altra cosa. Virus, guarda quello che fai. Mamma mia. Eh sì, bisogna fare un po' di attenzione ai comandi, dai, da quello non si scappa. Prendo l'SRV perché mi è comodo, invece di correre avanti e indietro, è un po' più veloce per fare alcune cose. Bisogna prenderci un po' di confidenza comunque, per evitare appunto queste cose qui. Abbassiamo un po' la potenza sui motori perché è troppo alta. Ok, la guidabilità di questi cosi non è che è migliorata tanto, però hanno un po' di potenza in più per salire sulle rocce, sugli ostacoli e su quelle cose lì. Questo sì, è una cosa che mi è piaciuta molto, l'SRV funziona meglio adesso, questo sì, bisogna dirlo, è così e mi ci sono trovato meglio con la nuova versione dell'SRV.
Sinceramente ci aspettavamo anche il nuovo SRV. No, dai, meglio che non passo di qua. Perché non faccio missioni istanziate, poche ma buone? Perché, boh, fondamentalmente Ah, c'è della roba biomorfica qua. Ok, appena detto dell'SRV, mi si è appena incastrato tra due funghi spaziali. Ok, visto che ci siamo, disimbarchiamo e andiamo a vederli. Sto ancora sinceramente provando queste missioni qui, ma... Ok, devo dire che hanno aggiunto un po' di vegetazione, cose simili. La varietà è un po' quello che è. Tra l'altro c'è qual quadra che non cosa. Proprio l'illuminazione c'ha qual quadra che non cosa. Dai. Ecco, vedete perché invece spazio. Pensate di essere di fretta, dover entrare velocemente dentro l'SRV mentre vi sparano. Arrivate, premete E per attivare l'interfaccia, poi premete spazio per attivare il coso, l'interfaccia non è partita, saltate e vi fanno fuori. E lì le brutte parole si sprecano. Fatemi vedere una cosa, posso... Ah, non ho fatto ancora il loadout. New loadout. Artemis Suite. Ok. Primary weapon. Buttiamo questo. Secondary weapon. Facciamo questo. Save loadout. Gli diamo il nome Artemis. Così so che è questa cosa qua. Equip loadout. Back. Disimbarchiamo. Non è male questa cosa che posso cambiare il loadout dappertutto. Sti fugoni giganti come ci nascono con una certa logica, ovviamente che dovrebbe averla. Sì, ni e so, è abbastanza RNG una volta che viene generato in base all'atmosfera, altre cose, ci sono dei parametri, è un po' una proceduralità che abbiamo visto anche su No Man's Sky. Allora, vediamo che tu l'abbiamo a disposizione su 5. Ok, sample mode. Ok. Ready to sample. Cosa devo fare? Ah, devo tenere premuto? Non ho mai provato a fare questa cosa. Ok. Ok, quindi questi praticamente, basicamente li ho già scansionati. E finché non trovo altra roba verde, mi sa che non posso scansionare altre cose. Quindi questo per voi esploratori è un po' come con l'Artemis Suite si fanno queste cose qua. Visto che mi è capitato di trovarli qui, ok, niente, si fa così, punto e fine. Devo essere sincero, non è brutto l'effetto e anche l'audio è abbastanza buono per questa cosa. Plunk, plunk, plunk. Sì, dai, ci sta, tutto sommato ci sta. Poi non so alla lunga quanto possa essere divertente rifare questa cosa. Comunque, torniamo sui loadout. Mettiamo il nostro loadout da Scavengers, quindi il nostro loadout da Heavy Duty, cioè i fungoni giganti come ci nascono così, una certa logica, sì, lo so. La logica purtroppo è un problema. No, Virus, non perderti in boiate. Fai quello per cui sei venuto qui. Ecco. Ok. Comunque, sì, visti anche gli errori che ho commesso in precedenza, è molto facile perdersi dentro questo gioco con tutti i tasti, tutte le meccaniche, tutte le robe da pigiare, tutti i comandi e tutte le cose così. Ecco, sembra non sono fatti di pietra quei funghi, quindi è così. Interessante che hanno perso tempo per dargli anche il nome scientifico a tutte queste piante, quindi
c'è molto lavoro dietro comunque Odyssey, non è che non ce n'è. Sì, esattamente Andrea, hai ragionissima, è un po' buttata lì questa cosa, quindi si torna sempre sul discorso di un po' di mancanza di polishing e quindi è un po' così. La mancanza di polishing dopo un po' si fa sentire. Per esempio, dov'è la porta? Eccola qui. Ok, e quindi così ci sono addirittura dei posti, vedevo in alfa, non li ho ancora trovati e non so se li hanno sistemati, dove addirittura le piante nascono perpendicolarmente alla superficie planetaria, quindi se c'è un declivio, ok, quindi se tipo c'è una montagna, un attimo che mi metto, eccolo qua, che ha questa pendenza, le piante invece di crescere, oddio sono tutto storto, fatemi... Vabbè, ok, ci siamo capiti. Allora, diciamo, se siete così, le piante nascono perpendicolari. Se la montagna va giù, le piante continuano a essere... Dove si vede qua? Eccolo qua. Le piante continuano a essere perpendicolari all'inclinazione del terreno. Eccolo qua, di qua si vede meglio. Quindi, da così a così. E cosa succede? Le piante non crescono in questa direzione, crescono in questa direzione. Di solito. Come anche nei sistemi a bassa gravità ci si aspettava di trovare delle cose un po' più grandi, però così non è, vabbè. Magari con i prossimi fix arriverà già dai qualcosina di un po' più meglio anche lì. E cosa abbiamo qui? Optical lens, non so che cacchio servono, ma intanto le raccolgo, non le vedo molto spesso, quindi i materiali che vedo poco spesso li raccolgo di più dei materiali che vedo molto spesso. Un buon approccio dentro questo gioco. Non devo sparare alla porta. Ok, allora obiettivamente questa vegetazione poi a ripetizione senza varietà almeno su No Man's Sky è più vario. Devo dire di sì, sì. No Man's Sky basa tutto se stesso sulla varietà e su tutte queste procedure che hanno dietro per generare proprio quelle cose al volo, on the fly, quando arrivate sui vari pianeti, ed è una cosa interessante. Ah. Aff. Ok. Ok, vado a prendere una cosa per aprire quella cosa. Mi dimentico sempre di portarmeli dietro, ma effettivamente sono dei cosi davvero, davvero, davvero utili. Ok. Tra l'altro, guardate ragazzi, visto che stavamo parlando, no, ho fatto un'altra boiata, vabbè. Ho fatto una partitella CSGO, quindi può essere che qualche sera, ciao K, mi vedrete ritornare dentro CSGO così per proprio un gioco un po' tranquillo. Allora, manage inventory, consumabili, i breach, utilissimi, portatevene sempre dietro un pochi e usateli qualora vi servono. Se vi beccano con questi cosi addosso, preparatevi perché vi spareranno a vista. Cioè non è che magari vi dicono no, dammelo qua, pagami una multa di 2000 cucuzze perché hai una cosa illegale addosso e tornatene sulla nave. No, se vi beccano con uno di questi cosi addosso siete finiti. Ok, perché tutta la base verrà allertata e diventerete dei pericolosi criminali da abbattere immediatamente, quindi fateci molta attenzione con questi cosi quando andate su dei settlement popolati o dove ci sono delle guardie o cose così, insomma. Boh, e andiamo avanti. Continuiamo a cercare i locker, questo è il locker 21, che bello grosso, speriamo ci siano delle cose interessanti. E vi dirò sinceramente, sto facendo estrema fatica a trovare le cose che cerco. Ok, basta ste robe, non ne posso più. Ok, siamo negli habitat, quindi troveremo cose da hub, da habitat, cioè da gente che qui ci dorme e ci vive. E dai, ero troppo distante. Comunque No Man's Sky non se la tira con la simulatività del gameplay. Sì, No Man's Sky è sempre stato un gioco molto arcade, non si sono mai vergognati di aver fatto un gioco arcade e mettiamo secondo i brici intanto per non trovare una cippa di niente, quindi buttato via 2500 cucuzze perché costano l'ira di Dio quei cosi, e No Man's Sky ha preso la sua strada, ha deciso di fare un gioco di quel tipo lì
e sta continuando a fare un gioco di quel tipo lì. Hanno rilasciato una caterba di aggiornamenti senza tra l'altro chiedere soldi a nessuno finora, perché non ho mai visto un'espansione a pagamento su No Man's Sky finora. Tutte le espansioni sono uscite completamente a free dall'inizio del gioco, con una serie di contenuti aggiunti. Poi c'è chi piace e chi non piace. A me dopo un po' mi sono rotto i maroni anche su No Man's Sky, per motivi miei, perché è un gameplay loop che non mi piace particolarmente. Però devo dire che i dev hanno proseguito sulla loro personal document Gmez, schifezze inutili. Ok, ricordatevi di non fare mai questi settlement qua, non c'è nulla di utile dentro se non proprio poca roba. Ion battery, sono stufo anche di vederle. Ah no, ok, non serve. E quindi dicevo, sì, No Man's Sky ha preso una strada e l'ha seguita. I decision maker, quindi chi prende le decisioni dentro Frontier, una mattina si sveglia, vede Fortnite e dice: oh, tanta gente gioca a Fortnite, facciamo anche noi un Battle Royale qua dentro. E i dev gli dicono: scusate, sapete cosa bisogna fare per avere una cosa del genere? No, voglio il Battle Royale. E vabbè, facciamo un Battle Royale. E dopo il resto, vabbè, si commenta da solo. Cosa c'è qua? Niente. Circuit switch, non so se mi serve. Ascoltavo un commento tra l'altro su un altro video che aveva veramente molto senso. Colorate i nomi degli item. Ok? Grigio, item inutile. Ok? Blu, item utile all'upgrade. Giallo, item utile all'ingegnerizzazione. E rosso, magari non utile a niente, però item illegale, droga che potete vendere o altre cose. Dategli un colore a questi item, così so visivamente, automaticamente, subito se è un item schifo o è un item fico. Effettivamente non mi ricordo chi ha detto questa cosa su un'intervista in live che stavo seguendo tempo fa, ma ha perfettamente ragione. Cioè non ci vuole tanto a mettere un colore, mettetelo, è comodo, aiuta i giocatori e il gioco risulta più piacevole da giocare senza dover star lì ad avere fogli stampati o monitor secondari accesi e aperti con la lista degli item per capire quello che mi serve, quello che non mi serve, quello che posso lasciare indietro, quello che invece devo assolutamente prendere su. Dei loot che puoi rivendere. Beh, sì, i loot che puoi rivendere ci sono comunque. Dai, dopo vi faccio vedere. Dal bartender nelle stazioni potete vendere tutto il loot. Hanno messo il barista, e il barista è il tizio a cui andate a vendere le cose. Ok. Ok, se prendo questo item completo la missione e sinceramente farò così. Non mi interessa andare avanti ulteriormente su questa missione, non vedo nulla di particolarmente utile dentro gli armadietti ho sparso in giro per la base e non ho voglia di perderci altro tempo sopra questa missione. Quindi ok, siamo fichi, siamo belli, siamo fotomodelli. La missione l'abbiamo finita. Cerchiamo l'uscita, perché non ho neanche una minimappa del settlement dove sto camminando dentro. Sarebbe stato apprezzabile avere magari una minimappa. Anche Star Citizen è colpevole di questa mancanza comunque. Adesso non so più dove uscire, devo ricordarmi dov'è l'uscita, ragazzi. Se potete darmi una mano vi ringrazio. Schifezze, prendiamole sullo stesso, non si sa mai. Non ne posso più di colle epossidiche, perché pare che in questo gioco la colla epossidica sia uno dei beni più comuni. No, non devo andare ai dormitori, voglio uscire. Qui c'è il dormitorio, qui c'è un altro dormitorio, forse l'uscita è lì, visto che ci sono. Apro questa porta. Ok, tra un po' muoro perché sono senza energia. Ah, giusto. E comunque sappiate che gli upgrade che fate normali alle tute o quello che sia vi aumentano solo gli scudi, fine. Se volete qualcosa di più ficuz dovete passare per i maledetti ingegneri.
e non inizierò neanche quella fase lì, mi sto proprio rifiutando di toccare gli ingegneri a piedi, anche perché ho la sensazione, questa è una mia sensazione personale, che alla fine di questa prima fase di rilascio di Odyssey succederà una cosa: andranno a sistemare molte cose, quindi cambieranno i valori per i drop, per i loot, per tante varie, eccola lì l'uscita, per tante cose. Sì, ma quanto guadagni dal loot? Beh, diciamo che se riesci a trovare il loot giusto, puoi portarti a casa anche qualche milioncino, eh. Ma adesso torno sulla stazione e andiamo a vedere. Il problema resta sempre il solito, che io non so quale loot è meglio per me vendere e quale invece no. Devo costantemente star lì a controllare tra il gioco, la wiki e altri video, altri dati, magari anche degli appunti che mi prendo io fuori dal gioco per capire piano, per capire quale sia il loot valido e il loot invalido. Quindi tutto quello che non mi serve lo vado a vendere, ma capire qual è un po' così, esperienza in gioco. Per esempio non vado a vendere del grafene o del carbon fiber plating, perché ovviamente mi servono per i potenziamenti delle tute, e altre cose mi serviranno per i potenziamenti delle armi e cose così, altre cose per le ingegnerizzazioni. E quindi il problema che dicevo prima, che gli item non sono colorati, non hanno il nome colorato, è molto difficile ricordarsi tutto, perché sono tanti gli item e sinceramente io non ho testa di star là a ricordarmi praticamente ogni singolo item, cosa fa e cosa non fa, quindi segnatevi degli appunti. Allora, quella è l'unica cosa, diciamo, giusta da fare. Ti mettono un'ansia sti funghi, Andrea. Sì, buttati lì così sono un po' riempitivi, ecco. Poi ci sono dei biomi molto più specifici, allora, diciamo che c'è tanta roba dentro Odyssey. Il problema è appunto la quantità. Secondo me, ne parlavamo anche l'altra volta, meno fatto meglio sarebbe stato più apprezzabile, magari a step, come appunto si parlava prima No Man's Sky, un po' alla volta. Ti pago il Season Pass per Odyssey, una volta che ti ho pagato il Season Pass recupero la tazza e un tot alla volta, release 1, release 2, almeno ho un motore grafico stabile inizialmente, posso fare alcune cose, dopo altre ancora e via discorrendo. Invece qui, invece di andare via discorrendo, qui è un po' discorreggiando, ok? Famosissima discoteca degli anni 80, che ci portiamo avanti tuttora oggi. È un'ottima discoteca, vi consiglio di andare ad utilizzarla. La discorreggiando è un posto bello ed è un momento simpatico che vi donerà tanta felicità. Scusate la battuta assolutamente pessima, dopo mi vado ad autofustigarmi per quello che ho appena detto. Comunque vabbè, questa era una missione di salvage item, appunto perché stasera le spalle, aia, e tra l'altro c'ho già un segno sul braccio per strisce, botte e pacche che ci siamo dati ieri sera. Evviva. Mi mancava un po', sinceramente, ragazzi, tornare a tirarmi qualche schiaffone in palestra. Sì, allora, non faccio un allenamento normale, diciamo, cioè funzionale e dopo difesa personale. Tanto divertimento. E anzi, tra l'altro, visto, non so se mi stanno seguendo perché gli avevo fatto presente la cosa, ma un complimentone ai ragazzi che sono passati nuovi ieri sera a provare, davvero bravi, dai. Comunque dai, non entriamo nel merito della questione perché lì si potrebbe parlare per ore. Virgil lo sa che mi tira poi per le orecchie ogni volta quando inizio discorsi sull'argomento, è meglio stare buoni e tranquilli. Tasto magico, motore al 75% e beviamoci sopra e andiamo avanti. Cosa c'è nella tazza? Devo frenare. E cosa c'è nella tazza? Tè freddo questa sera, quindi
L'altra volta c'era del succo di frutta al mirtillo che poteva sembrare del vino, ma invece era succo di frutta al mirtillo. E questa sera invece c'è del tè freddo che Virgi mi ha prontamente preparato prima di abbandonarmi alla disperazione dentro questo gioco. Grazie Virgi. Allora, un attimo che mentre mi avvicino a Piles Landing vado in chat. Allora, pensa che su sto gioco il primo viaggio l'ho chiamato Road to Spica. Per chi è appassionato di astronomia sa cosa possa rappresentare, che ricordi 4-5 anni fa. Mamma mia, sì, che si andava a cercare il pianeta di qua, il pianeta di là. Mi sono fatto tutto il giro del sistema solare a Sol e lì una volta appena ho avuto il permit, che tra l'altro sono sincero, sono contento. Il primo giro a Sol che ho portato anche nel canale è uno dei video che ha avuto più successo in termini di visualizzazioni. Quindi la gente, gli utenti come voi, come me, chi vede, chi gioca, chi fa, ha intenzione di interagire con questo universo. E fa, almeno a me, non so voi, fa veramente male vederlo un po' trattato così. A me sinceramente fa un po' male, perché potremmo avere delle ore di divertimento, delle dirette spettacolari con questa avionica che abbiamo, mi farei la nave veloce, corro di... ma va bene, avevamo già parlato. Vabbè. Purtroppo la situazione è questa, speriamo che fixino. Ho visto degli step back sulle posizioni, almeno dal punto di vista del marketing manager, e speriamo. La speranza c'è sempre. E comunque ragazzi, giusto per la cronaca, hanno confermato che gli ship interior, quindi gli interni della nave, scordateveli, non ci saranno. Landing pad 3, qual è? Quello là, quello grande, medio. Gli interni delle navi non ci saranno. Allora, si parla tanto di queste cose, vedevo anche Obsidian che si lamentava della cosa perché è una cosa che avrebbe voluto, e diceva sì, immaginatevi quanti scenari di gioco si aprono con gli ship interior. Per carità, non ha tutti i torti, però sinceramente preferirei avere un motore ottimizzato prima degli ship interior. Nella nebulosa di Orione, cose belle a fare. Sì, assolutamente. Sono andato anch'io a visitarmi un paio di nebulose all'epoca, ho fatto anche lì una diretta e tutto, e erano dei bei contenuti da portare. Bene ragazzi, oggi partiamo, andiamo a vedere questa nebulosa, facciamo tot salti, dai che ci siamo, o il pianeta, guardate il cielo, tutto il resto, delle immagini meravigliose, dei momenti anche belli. Purtroppo ovviamente dopo gli anni queste cose si metabolizzano e manca questa progressione allo status attuale del gioco, dai, diciamola così. Ecco qua. Comunque va bene. Stasera non c'è script, non ci sono prove fatte in precedenza. Stasera sto andando proprio... Aia. Ah, signore, piano. Virus, respira. Mamma mia. Dannato funzionale. Uno dei migliori allenamenti che potete fare in vita vostra, però quando lo riprendete dopo un tot si fa sentire. Anche se, devo essere sincero, è un tipo di allenamento che vi si attacca addosso in una maniera incredibile, e rispetto al normale allenamento in palestra, quindi sollevamento pesi, quello che sia, il funzionale è... io mi trovo molto meglio, vi si attacca addosso e non vi lascia più l'allenamento funzionale, non importa quanto tempo passa. Beh, oddio, non fatene passare comunque troppo. Comunque, vado a consegnare la missione, potevo farla anche dalla nave, ma non mi interessa qui. Ok. Riattiviamo la fotocamera. Ok, giusto nel momento in cui mi grattavo, tra l'altro, evviva. Però è una sensazione strana riguardarsi e rivedersi così sul monitor. Fa un po' strano. Ok, io credo allora Andrea, io comunque credo una cosa: per un gioco online che ha bisogno di due cose per rendere il gioco piacevole e continuativo, il loot system serio, sì, d'accordissimo, e la parte GDR di livellamento per vedere la crescita. Allora, qui sfondi una porta aperta con me, perché quello è proprio quello che secondo me, e ne parlavamo anche l'altra volta, manca qui dentro. Allora, faccio tutte queste cose perché?
Datemi un motivo, divento un agente, divento un infiltrato, divento questo, divento quello, ho il mio rating, farò delle missioni, io sono il mago, io sono il guerriero, facciamo party e andiamo assieme, aspetta, ci manca il curatore, andiamo a chiamare l'healer, cacchio, ci manca il tank, io sono solo DPS, giusto? Cioè, tutte queste cose qua. In Elite come le fai? Artemis Suite sono il curatore, Dominator Suite sono quello che spara e Maverick Suite sono il tank con un po' di equipaggiamento che posso portarmi dietro. Una meraviglia. Oh ragazzi, andiamo a scassare quel settlement di pirati, scendiamo giù, tu mi curi, io attacco i pirati e tutto il resto. No? Conquisto il settlement, il mio squadron conquista il settlement. Ok, devo scegliere. Cosa scegliamo? Un attimo. Vabbè, facciamo questo. Tanto delle cucuzze mi frega relativamente. Ok, quindi qua abbiamo fatto un boost su questa cosa. E tutte queste cose qui rendono la mia attività dentro, anche di recupero materiali, potenziamento dell'equipaggiamento, sono un medico migliore, sono un DPS migliore, sono un tank migliore, quello che sia, dalla mia crescita, mi immerge nel sistema, cerco di contattare altre persone e tutto quello che vabbè, dai, poi sono ovvietà che seguono. Mi sarebbe piaciuto, sarebbe stata una cosa molto bella e apprezzabile dentro il gioco. Comunque, adesso torniamo sul mission board perché carbon fiber plating ancora non se ne vedono. Abbiamo il refresh delle salvage mission. Un'altra cosa qui che è RNG, ho mezz'oretta, ho un bad RNG, non trovo le missioni da fare dove voglio andare. Vedete qua, wreckage, crash site, e a volte vengono fuori anche dei settlement, ma sto giro pare di no. Quindi andiamo a fare support e torniamo a fare sempre le solite cose, con delle piccole differenze da magari un'altra parte, ma sempre là. Arms Hub for Operation. Ora, questo deve essere un settlement di tipo militare, lo identifico dal nome, follia, clicco, ditemi che tipo di target settlement type. Military, industrial, production, agriculture, quello che sia. Le informazioni. Comunque. Biological. Eravamo prima lì, su questo settlement, scusate, a fare la salvage. Vabbè, boom, alarms, ok. Accettiamo la missione, no aspetta, che threat level ha 3, perfetto. Accept mission, back, exit, e andiamo avanti. Ah sì. Oh Andrea, grazie di avermelo ricordato, me ne ero già dimenticato. Scusami perché non ho bevuto dalla tazza e i neuroni hanno smesso di funzionare. No, scherzo, è così per dire. I neuroni non funzionano più di base, già di loro. Allora, lì no, dov'è il bartender qua? Deve essere qua sotto. Sì. Allora, qualsiasi materiali avete, droghe, tool, item, materiali anche che vi servono, li scambiate da qui. Quindi potete fare un trade o vendere le cose. Fate estrema attenzione qua dentro. L'altro giorno a momenti vendevo tutto. Comunque possiamo fare un trade. Cosa succede? Prendo per esempio questo aerogel. Ok, ne ho 6. Barter cost 9 per units. Cosa? Posso acquisire 343 units di cosa? Non lo so. Ok. Ma boh. Allora, questi sono divisi per chemicals, circuits e tech. Bene. Ne ho 11 chip per unit. Vediamo cosa posso fare. Cosa faccio? Se io faccio questo, cosa faccio? Questo. Bene, se io da questo voglio prendere questi, allora facciamo una prova. 2, 3. Ok. Confirm trade what?
sto ricevendo 0 unità per questo. Ok, allora. Ah, eccolo qua, barter cost per unit, quindi 11 di questi mi danno una unità. Con una unità posso comprare qualcosa, cioè bisogna guardare qualcuno che ha già fatto questa cosa. Comunque, questo per il trading delle cose. Scambiate queste cose per delle unit. Vediamo. Non lo so, sono un po' perso, ragazzi, in questo momento. Mi vedete che, cioè, come ho detto, già i neuroni non ci sono, figuriamoci. Mi sa che queste unità vengono scambiate per, questi item vengono scambiati per delle unità. E poi con quelle unità potete comprare quello che invece vi serve, almeno così la sto intendendo io in questo momento. Ok, il numero verde all'inizio lo vedi, quanti te ne servono di unit? Eh sì, quindi queste qui sono le unità che mi costano per acquistare questi materiali. Come in tipico stile di Frontier, le cose sono estremamente cervellotiche, estremamente macchinose e inutilmente complicate qui dentro. Qui invece dove andiamo a vendere i nostri possedimenti. Li hanno divisi qui per colore, ok? Quindi questi sono dati dalle missioni o altre cose e questi invece sono questi. Quindi anche qui non sappiamo se stiamo vendendo qualcosa di utile o meno, ok? Io qui pensavo un giorno di fare per esempio un filtro. Ok, select items to sell, quindi add all goods, pensavo che fosse un filtro, invece guardate cosa succede, bam, se io vendo tutto quello che ho fatto finora, recupero 14, quasi 15 milioni di materiali, quindi un po' di soldi si possono fare. Il problema, che cos'è? Che io non voglio aggiungerli, perché mi sono fatto due maroni così per farli, non mi conviene venderli. Ciao Tommaso, da quando si può uscire dalla nave su Elite e dal rilascio di Odyssey circa un mesetto fa, nuova espansione, nuovo DLC e ci consente di muoverci a piedi. Fai molta attenzione perché attualmente, come parlavamo prima, il motore grafico non è ottimizzato proprio per nulla, mette molto sotto stress l'hardware e stiamo aspettando dei fix seri per avere una buona giocabilità. Comunque, andiamo a prendere per esempio Insight, ok, attualmente non so cosa sia perché il gioco non me lo dice, ok, se vado a venderlo sono 15.000 crocuzze l'uno, lo vediamo qui, per esempio un Inertia Canister sono 35.000, un Biological Sample altri 35.000, quindi come potete vedere un po' di cucuzze le potete fare e recuperare da questi materiali, unitamente al fatto che potete anche svuotare un po' l'inventario limitato. Sì, assolutamente Andrea, con 2 giretti con i passeggeri fai tranquillamente molti più soldi in un decimo del tempo, se non in molto 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 meno. Comunque questo può essere un buon modo per buttare via per esempio questi Deep Mantle Sample, che sono tanti e non ve ne fate praticamente niente, occupano un sacco di spazio in inventario e non so sinceramente a cosa servono, quindi ogni tanto venire qua a svuotare i materiali che magari possono anche essere inutili. Io adesso vendo questi per la cronaca, 685.000 cucuzze, confirm sale, a posto, venduto i materiali che non mi servono, svuotato l'inventario. E questo è quanto. Goodbye, ciao ciao. E adesso andiamo a fare la missione, se non mi sbaglio, un attimo perché devo premere un'altra cosa ancora. Transactions, le hanno messe qua in sta versione, ok. E andiamo a vedere dov'è, inizia un po' la missione, poi vado anche un po' a chiudere la diretta. Dai, siamo sulla nostra solita oretta, adesso ritorno più o meno sugli stessi tempi, anche perché ormai il game loop l'abbiamo visto nelle dirette passate, quindi andiamo qui, andiamo a vedere cosa devo fare e dove. Ok, e giusto per rispondere a Tommaso, c'è anche tutta una nuova Galaxy Map con tante cose nuove e è un casino, è un casino. Dai, indietro, 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 indietro.
indietro, indietro e via. E quindi sì, Tommaso, si può uscire dalla nave e cominciare a camminare in giro per stazioni, pianeti e altre cose. È molto bello, molto bello, molto bella l'idea e ci voleva. Purtroppo ci sono tanti problemi. Alcuni li abbiamo visti nelle dirette precedenti, altri li troverai esposti su molti canali, come sul canale di The Yamix. Ti consiglio di fare un salto lì. Ragazzi molto simpatici, vi fate 4 ghignate a guardarli in giro. Ho condiviso anche un paio di video loro su Discord. Se vi capita, fateci un saltino perché ne vale la pena. Ok, recuperiamo l'astro di Gundam. Per chi ha visto i Game Boy o sa chi sono, qualcuno mi deve spiegare perché nei cartoni giapponesi non si vede mai Are, solo robot che fanno la guerra ai nemici della terra. Sentimi com'era poi, sentimenti buoni, felici e contenti e cose così. Mi ricordo poi, non me la ricordo proprio tutta quella canzone, però è molto bella. Sì, c'era il tasto per uscire dalla Galaxy Map. Io stavo premendo backspace perché avevo già la mano sulla tastiera lì. Eccolo qua. Abbiamo il tasto back, però il tasto... Ok, eccolo qui. Menu ovviamente rallentati perché deve caricare cose, eccetera, eccetera. Il tasto back sta qui e non c'ho più l'exit. Devo fare back, 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 back. Ok. Aspettare, back, e adesso torno qui. Molto macchinoso e non mi piace particolarmente questa cosa. Ok, la UI, la user interface era meglio su Horizon 100.000 volte, preferisco tuttora quella di Horizon. Da quanto vedo stanno avvicinando molto Star Citizen. Sì, Tommaso, sì, hanno strizzato l'occhio a Star Citizen, perdendo di identità. Elite è un gioco di astronavi, dai. È bello andare in giro a piedi, sì, ci sta a fare qualcosina a piedi, però tutto il gameplay, tutto quello che hanno inserito, secondo me è troppo presto e non erano pronti per arrivare a questi contenuti con così poco tempo di sviluppo e con un motore di questo tipo. Ah, ok, c'era forse... Sì, forse c'era in mezzo ai milioni di tasti il tasto per pigiare e tornare sulla nave. Non mi ricordo qual è, ma ho quasi 2000 light seconds da fare, quindi andiamo a vedere nelle configuration. Tanto. Controls. Ship controls. No, non è sui ship controls. General controls, vediamo. Galaxy Map. Interface mode. Camera suite. Spero neanche che esistessero tutte ste cose, sinceramente. Ah, ok, no, è altre cose. Sì. Allora, ok, questi sono per i pannelli. Galaxy Map, pitch up, pitch down, translate, rotate, zoom, zoom in, zoom out. Non vedo un tasto dedicato alla cosa. No, non vedo un tasto dedicato alla cosa, ma magari mi sbaglio io. I controlli qui sono talmente tanti che... Ah, ok, mi si era sburellata la visuale. Ok, allora, nel frattempo vado a vedere un attimo i messaggi. Auran, ok. Il ciclo del power play, mi prendo un qualcosina. Qua siamo diventati fichi, oh yeah. Ma scusate, ma sono in volo normale? No, ero in super cruise. Perché andavo così piano con la manetta più tutta in alto? Forse non mi ha preso la manetta, vabbè.
magari era troppo comodo e hanno deciso di toglierlo. Mi ricordo anch'io un tasto Enter Exit, qualcosa del genere. Ho dei vaghi ricordi, sì, della cosa. Però sì, forse era troppo comodo e hanno deciso di toglierlo. Vabbè, guarda, a riguardo, stavo guardando ieri sera, sì, in relax proprio, un video dei ragazzi, quelli neozelandesi di Viva la Dirt League, forse li conoscete anche voi, non so se li avete mai visti, in cui parlavano di Escape from Tarkov, Tarkov e cose del genere, in cui si immaginavano i game dev a parlare di come fare le cose e di come prendono le decisioni di come fare le cose all'interno dei giochi. Un video estremamente divertente, andateci a buttare un occhio perché it's like a punch in the dick. E quindi se una meccanica di gioco non era come un punch in the dick, capiamoci, lo dico in inglese, e allora non veniva accettata dai decision maker, quindi dai mega manager, e allora non entrava nel gioco, nello sviluppo del gioco. Ok, allora mi hai messo la curiosità. Options, controls, ship controls. Comunque sì, devo dire che ci sono dei pannelli comunque hanno fatto meglio. Questa cosa non mi è dispiaciuta. Allora vediamo. Magari era sotto miscellaneous. Sì, eccolo qua, è sotto Mission, ma per... vabbè, ok, e qui sì, potremmo mettere un tasto dedicato a Open Galaxy, Open System Map, penso che ripigiandolo faccia il contrario, no? Interessante questa cosa, dopo me lo configuro da qualche parte. Quindi sì, è su Ship, confermato, in diretta live. Ok, allora dai, vediamo di andare su questo settlement velocemente e vediamo cosa ne tiriamo fuori. Qui siamo 1 ora e 16, dai. E quindi così. Come potete vedere, parlavamo anche l'altra volta di questa cosa, siamo già ad 1 ora e 16, cosa abbiamo fatto? Un settlement dall'altra parte, dopo aver persi un po' in chiacchiere, per carità. Potevo mettermi in game loop sul settlement a farlo e rifarlo, ma è un settlement che non mi va bene, devo andare da un'altra parte. Guardate il tempo che si perde. Spurgato il tempo della diretta e delle chiacchiere eccetera eccetera, e mettiamo una quarantina di minuti per provare il settlement, tornare indietro, farne un altro. Troppo tempo. Cioè, troppo tempo. Ci sta questo tempo per arrivare, fare le nostre cose, eccetera, eccetera. Non è sbagliato, è giusto che sia così. Assolutamente. Ma se almeno io so che sto andando su un settlement del tipo A, B, C, D o E, dove su A trovo 1, su B trovo 2, eccetera, 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 evito di buttare via tempo per la cipa del niente, settimane, per trovare dove andare a fare le cose, per poter fare le cose che mi servono per potenziare armi e armature, per poi fare le stesse cose più velocemente. Per il momento è così. Quindi, vabbè, ne avevo anche già parlato, adesso non mi dilungo ulteriormente. Una volta cercavo su un software, dovevo impostare il programma di default per l'edit di testo, 2 ore a cercare, gli sviluppatori l'avevano messo nella scheda della stampante. Babba via! Nella scheda della stampante. Queste sono le cose che poi generano i meme online, assolutamente. Beh, diciamo che un po' ne ho viste un po' di ogni oggi come oggi, tatarellando con vari software e via. Tra l'altro mi è capitato di dover mettere mani nelle configurazioni di PayPal per configurare la pagina dello store di un cliente, e per configurare la pagina sono dovuto andare nei pagamenti, nei sistemi di pagamento in cui c'avevo interfacce web 1 dell'anteguerra, dove allora potevi fare il tuo custom set di cose, un casino.
Un casino, un casino. Sembra che le cose comode, utili e veloci, clicca, 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 razionali e con una catena logica per arrivare dal punto A al punto B siano estremamente difficoltosi ultimamente, come sia Andrea ci confermi anche te. Facciamo un esempio, FileZilla, un software per usare l'FTP, adesso entriamo un po' in due o tre cose tecniche, tanto ce la stiamo chiacchierando, altro non c'è da fare qua dentro. E FileZilla ha proprio questa meccanica che spiegava Andrea, collegare un software esterno per l'editing dei file. Quindi io apro FileZilla per collegarmi in FTP su un server FTP, quando clicco il file si apre Notepad++, Ultra Edit, PSPad, Brackets, Atom, quello che sia, e collego questi due software. Su FileZilla è nelle associazioni del software, nelle preferenze, e lì vai lì, clic, clic, che software vuoi questo. Però attenzione, devi mettergli il percorso dell'eseguibile, che comunque è un copia e incolla e per un tecnico insomma ci vogliono 2 secondi per fare. Comunque, se Tommaso è ancora collegato, questa è la nuova modalità di gioco in cui tu scendi praticamente su questi insediamenti, chiamiamoli così, settlement chiamati in gioco, e vai a fare cose qui, praticamente uccidi i nemici, recuperi materiali, ed era una vecchia modalità di gioco che si chiamava... entra, raffa risorse, uccidi pirata e scappa. Oddio, c'era proprio una sigla. Entra, arraffa risorse e AU, uccidi pirata e AU PES e scappa. E AU PES la chiamavamo o qualcosa del genere. Entra, uccidi pirata, arraffa risorse e scappa. Ok, mamma mia, nerd programmatori siamo e ci piace dare un acronimo ad ogni cosa. Se non riusciamo a dare un acronimo ad ogni cosa non siamo contenti. Allora facciamo un attimo un controllo che non ci sia qualche ciccio panzo nemico che gira qui. FPS sono scesi sotto i 30. Ok, sto facendo pad loitering in un settlement disabilitato. Non chiedetemi perché. Ok, comunque questa missione non la finirò, la uso solo per lo spawn del settlement qua. Ok, sì, dai, gli edifici non sono neanche troppo... Guardate come 21 fps in questo momento. Non posso neanche atterrare qua. Dove cazzuola posso atterrare? È tutto piatto, non c'è niente qua. Dai, gioco. Fammi atterrare. Piano. Virus, sveglia. Usa il potere della tazza. Ok. Ok. E andiamo giù a piedi. Ah, uso Gini, uno interno non lo mettono. Sì, devo proprio mettergli degli effettini tipo linea piatta. Virus is offline in questo momento. Ok, andiamo a prendere questi due cosi perché mi servono. Usciamo, accendiamo la torcia. No, non mi serve la torcia. Mettiamo o fucile e il fusil, come si dice in Veneto, e il fusil, il fucile. E adesso lo dirò in Veneto, che se trovo, che se ho vanto, che sparo. Se lo trovo, gli sparo. Ok, pare che non ci siano nemici qua intorno. Ok, troviamo già... Ecco, queste cose mi fanno estremamente... Cioè già le robe sono poche e difficili da trovare, in più ci mettono anche quelle meccaniche... Cioè, ci fanno trovare i box già aperti con niente dentro. Oh, ciccio panzi. Ok. Ci sono dei ciccio panzi da accoppare. Ok. Ok. Oh, ce n'è uno qua. Non male sta pistola, eh. Wow, 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 wow. Se magari accendo gli scudi anche, no? Allora, lì c'è uno sniper. Quello sniper è molto pericoloso.
Perché con un colpo vi fa fuori gli scudi, con un altro colpo vi accoppa. Ok, li sento camminare qui intorno. Wey, 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 wey. E tu? Che vuoi qua? Sparategli pure anche sui piedi, tanto non cambia assolutamente niente. Ok, quindi se quello è arrivato fin qua vuol dire che c'è modo per i nemici di salire. E molto probabilmente saliranno a breve da varie parti. Ok. Ok, Maverick Suite di livello 2 regge un po' meglio i colpi, devo essere sincero, e non mi dispiace averlo. Oh, eccolo là. Ping, ping, ping. Ui, granata. Aia! Wow, 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 wow. Andate proprio in full offensive, non preoccupatevi. Ecco, sono praticamente morto. Che è successo? Oh. Ah, mi è tornato Windows da solo. Ok. Ah, e ricominciamo. Ok. Che bello che è il gameplay di questo gioco. Ah, FileZilla parlavi, ok, ok. Ok. E si ricomincia. Adesso probabilmente finirò di nuovo in galera? No. Che strano. Forse perché stavo facendo una missione lecita e contract failed. Non la smetterò mai di dire quanto odio queste cose. Comunque, questa cosa ulteriormente mi dà la possibilità, chi se ne frega, di fare così. Mi schianterò. Gioco? Gioco? Ah. Mi ha ingaggiato il glide. Così un po' come ha voluto. Però almeno sono riuscito ad arrivare a 12 km di distanza da sto coso qua. Lì ho fatto una boiata, avrei dovuto scappare prima, prendere la nave, mettere i missili, scassare quei cicciopanzi con i missili della nave e dopo rientrare, vabbè, ma non ho perso la nave, ho perso solo la missione, non mi interessa, il settlement ce l'ho. Questo è un settlement, appunto, che dicevamo prima, di tipo militare, quindi probabilmente... Frena, freni, frena, 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 frena. Oh, mi sto imbriacando. Per fortuna c'è solo te dentro la tazza. Se ci fosse stato qualcos'altro sarebbe stato un problema adesso. Ok, allora i cicciopanzi dovrebbero essere ancora qui. Li vedete? Ok. Allora, mentre la telecamera decide di ripartire... Ok, comunque non è male quella pistola, come avete visto. Se riuscite a sparare con i tempi giusti, 2 colpi, ciaone, e tutti contenti. Vedete Ciccio? Oh, eccoli là i nostri amici cicciopanzi. Quindi, adesso vendetta, tremenda vendetta.
Sono ancora vivi? O sto sparando a dei cadaveri qua per terra? Ok, o forse non avevano delle bounty quei tizi. No, vedo tutti. Che strano. No, là c'è un nemico. Quello è un nemico. Mi sta guardando e adesso gli dico ciao. Ok, non sto prendendo multe. Queste non le pagherò mai, mi rifiuto di pagarle. Alcune sì le ho pagate in passato, ma altre mi rifiuto, perché sono tutte le missioni che ho fallito, per il motivo che avete visto prima. Ok. Facciamo un po' di... voglio gli FPS. Perché a questo punto il motore sta renderizzando anche gli interni di quei cosi lì. Ok, come vedete è diventato ostile, quindi adesso devo fare attenzione a non riabilitarlo, perché se riattivo questo settlement le torrette cominceranno a sparare alla nave e perdo anche la nave e non voglio perdere la nave, piuttosto muoro io, ma tanto la missione è già, eccolo là, la missione è già stata fallita, quindi non mi interessa proprio più niente. Mi stava sparando? Ok. mi danno la multa perché sto sul landing pad. Mamma mia, cioè non hanno tolto neanche il pad loitering. Ok, vabbè, dai, un po' li abbiamo fatti fuori, adesso dovrebbe essere un po' più easy fare la cosa. Comunque se... Ok, qua non gli va bene. Ok, qua va bene. Ok, e riproviamoci. Tanto ormai il game loop lo sappiamo. Ok. Comunque avete visto un attimo il fucilazzo come gira. Quindi questo fucile non è male. Adesso non mi ricordo che livello sia. Pare al 2 o al 3 o qualcosa del genere. La pistola è al 2. E mi trovo abbastanza bene con questo setup. Poi magari cambierò per qualcosa di un po' più oh yeah. Dai. Comunque un altro trucchetto su questi settlement qua è non farvi beccare quando entrate nelle stazioni, nelle porte. Una volta che siete dentro vi ignorano proprio completamente. Se però attivate il power center, ovviamente da lì in poi so dolori. Eh sì. Devo fare questa cosa perché adesso ho i permessi a 0. Ok, almeno qui c'è un po' di... Questo cos'è? Ah, schifezze, buttatela per terra. Perché nelle prime versioni, nell'alfa, la gente diceva sì, ma è molto spoglio l'ambiente, non c'è quasi niente, è proprio molto ascetico. Allora Frontier ha deciso di aggiungere del rubbish, della spazzatura per terra per dare un po' di... Immersion, building schematics, ship schematics, vehicle schematics, droghe, insight. Eccoli qua, sì. Grafene. Vabbè, questi li trovo ovunque. Circuit switch, non mi ricordo se mi serve o no, comunque. Vabbè. Ok, allora facciamo un giro veloce di questo settlement e dopo vado a chiudere. Memory chip, armadietto già aperto, maledetti. Ok. Quindi appunto, come vedete, è assolutamente chi se ne frega se faccio la missione o la fallisco. Tanto poi il settlement resta lì nello stesso status, quindi posso tornare e avviare il mio game loop. Ok, l'unica cosa importante è dopo magari se trovate da poter clonare i profili per dover usare meno possibile l'overload, quello è molto utile. Perché sennò dovete sovraccaricare ogni porta e l'energia è poca e vi darà un po' fastidio gestirla. Quindi quello è veramente l'unica rogna. I mardetti già aperti, mamma mia. Vabbè, comunque.
Eccoci qui. Dopo sono abbastanza tutti uguali, quindi alla fine non ci si fa neanche... Dopo ci si fa un po' il callo e si capisce un po' come sono disposti, dove sono gli armadietti e cose varie, quindi... Io devo ancora farlo il callo a questa cosa, quindi... Questa wheel, questa ruotina non mi piace, non mi piace, non mi piace. Ci sta come selettore, ma è troppo piccola. Si fa molta fatica ad usarla, davvero tanta. E voilà. Allora, ho apprezzato che hanno messo questa cosa sugli armadietti chiusi e non ci hanno costretto a trovare la combinazione di ogni armadietto. Non è una brutta cosa, perché avrebbero potuto fare anche quello, ma sono stati un po' magnanimi in questa cosa qua e ci hanno appunto consentito... Tungsten carbide può essere utile, e dicevo, e ci hanno consentito appunto di aprire gli armadietti con la taglierina laser. Ci sta, non è male come cosa. Il problema è che il drop è tutto RNG based e quindi dobbiamo combattere con l'RNGesus ogni volta, come si suol dire in lingua anglosassone. Ok, qua dovremmo aver praticamente finito di prendere i materiali da questo storage. Penso che possiamo anche uscire. Qui ci siamo già stati, sì. Ok, vediamo, qua c'è un armadietto già aperto. Questi sì, erano già aperti anche prima, non c'è uscita. Ma che... Prima dell'ultimo fix questa cosa non succede, guardate che cosa brutta. Proprio brutta questa cosa. Ok, c'è l'energetica di ricarica, ci stanno sempre. Ok, allora andiamo di là. E come si dice in Veneto, dea, ndemo dea. Andiamo di là. Adesso mettiamo il fucilazzo perché non so se c'è ancora, se mi sono dimenticato qualche nemico. Allora, questo è un 1. Vediamo se trovo anche un 2 o un 3 come permessi. Non avevamo fatto fuori qualcuno qua prima? Ah. Ho sbagliato arma. Sì, non è neanche tutti i torti. Non ha neanche tutti i torti il gioco. Wow, 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 wow. Ma non ne avevamo fatti fuori un po' prima? Ne ho dimenticati così tanti? Ok. Ok. Allora, la cosa importante è non andare in rush qui. Bisogna prendersi i tempi giusti per gestire gli ingaggi a fuoco. Se ce ne sono troppi, scappare e trovare covering. E i tetti sono i vostri migliori amici, come dicevo anche in passato. Come ho fatto a mancarlo non lo so. Cioè... Oh, deve essere qua sotto quel ciccio-panzo. Ok, ma sta andando meglio di prima comunque, dai. Guardate che brutta questa ombra, ne parlavamo prima. Oh, ce n'è un altro anche là. Ai!
Avete visto che fine hanno fatto i miei scudi? Allora, siccome sono messo male sia come scudi che come energia, mi sa che... Ok, adesso che ho ricaricato gli scudi mi conviene trovare un medikit da qualche parte. Perché non vorrei fare di nuovo la fine di prima. Sì, allora, devi fare le cose un po' più tattiche. Il gunplay in Elite Dangerous nasceva come thinking gunplay, quindi non doveva essere un gunplay alla Quake 3 Arena o alla Fortnite, vai là, spacca tutto e via. Quindi bisogna considerare che l'idea del gunplay, quindi di tutta sta roba che stiamo facendo con i fucili e cose del genere, dovrebbe essere un po' più tattica che non meno tattica. Il problema che cos'è? È che hanno reso sia noi che loro delle bullet sponge, e quindi quando tu rendi un nemico una bullet sponge, il tatticismo va a farsi benedire. Ok. Quindi dicevamo che eravamo qua in zona. Ok. Quindi se non sbaglio dovrebbero essere qui in zona i nemici. Voglio i miei FPS indietro. Spostamenti laterali lentissimi. Rotazione sull'asse lentissima della nave. Non hanno mai corretta sta roba, l'ho sempre odiata. Guardate gli FPS come se ne vanno via. Ok. Da cosa riconosco che ho dei nemici? Beh, vedo qualcosa che si muove o vedo che sono colorati leggermente di blu perché hanno gli scudi attivi. Da lì riconosco che ci sono dei nemici. Se vedo qualcosa muoversi o... eccolo lì, dietro lì, ha una leggera colorazione bluastra, proprio 2-3 pixel blu, perché ha lo scudo attivo. Ok. Dovremmo averli scassati tutti, no? No, eccolo lì. Ok, servono 2 missili perché uno per gli scudi, uno per il ciccio panzo. Ciao Mirko, come procede? Dai, sono già morto una volta e a momenti morivo anche una seconda, quindi direi bene. Direi bene. Ok, dai, andiamo ad atterrare di nuovo e andiamo a vedere se riesco a trovare un po' di weapon schematics, suite schematics, quelle robe lì. Alignment, ok. Ma per qualche motivo qui non posso atterrare. Qui sì. Ok, almeno non sono morto. Ed è già una vittoria. Ah! Aia! Aia! Ho stretto il tricipite. Aia! Ah! Ah! Domani defaticamento. No, domani si va al 2000% come ieri e venerdì sarò uno straccio. Ecco, e comunque sì, sì, sempre lì stiamo, assolutamente. Guardate, le texture del terreno ci mettono un po' a essere caricate, adesso sono quelli low res e dopo forse arriverà qualcosa di un po' più high res quando entriamo qua. Comunque, ok. Allora, stavo cercando di entrare dentro qui a destra. Ok, non dovrei avere troppi nemici. 1 0 addirittura. No, non mi interessi, ho già l'1 e mi basta l'1. Ah, mi sono dimenticato di prendere i breach, ma non importa. Mamma mia, che fastidio. Fastidiosissima quella luce senza la torcia accesa. Ok, andiamo a vedere qua dentro cosa troviamo. Sono alla disperata ricerca di carbon fiber plating. Comando 2. Ok. Ok. Questo mi piace.
Ciao Nemo, ciao, benvenuto nella diretta di stasera 2. Ok, non ci sono armadietti qua in zona. Andiamo a vedere qua dentro che c'è. Ah, ok, mi sono aperto una porta per uscire, ma non mi interessa uscire. Mi interessano gli armadietti, che non ne vedo neanche uno. Oh, basta chiedere. Optical lens, che tuttora non so a che servono, forse per un'ingegnerizzazione, qualcosa così. G-Mez, quindi niente neanche là. Questo gioco della taglierina laser diventa veramente vecchio dopo poco, eh. Wow, un 3, bene. Ah, i bound box. I bound box proprio non ci siamo. Ah, ok, sono tipo in una sala controllo qui. Sì, sembrerebbe. No, nel power generator, sono proprio nell'edificio POW. Ok, medikit me li ha ricaricati automaticamente. E io ti scasso lo stesso. Quanto odio quando trovo sti armadietti già aperti. Questo è un settlement veramente pessimo. 20 minuti che sono qua non ho ancora... No! Io non ho parole. Quindi per il discorso male molto male, perché mi fa male dappertutto, ma male molto male anche qua. Male molto male anche qui. Ok, vado a recuperarmi una cella energetica perché ne avevo viste qua da qualche parte. Se non ricordo male. Male. Infatti parliamo del male stasera. Io penso che certe cose che sono qui dentro sono il male. Vedete delle celle energetiche da qualche parte, ragazzi? Quanto mi diverto a fare queste cose, sempre. Nell'alfa erano tutti pieni, sì, ed era anche meglio. Poi hanno deciso di votarsi anima e corpo all'RNG ed è questo è quello che troviamo, no? Ce l'ho già a livello 3. Ok, ogni tanto qua dentro trovate anche cose interessanti, ma mi sa che qua spreco solo energia ad aprire questa porta. Anche qua, non vedo armadietti, quindi queste porte non le apro. Ok. No armadio, no armadio. Energia sprecata, non ne ho tanta, quindi me la devo tenere qua. E me la devo tenere buona, quella poca che ho. Non solo mezzi vuoti, ma anche già aperti e vabbè. E vabbè. Mi serve energia. Opr. Allora, dico, sì, sto gioco ci sta, ma potevano farlo un po' più easy. Se non lo fate perfettamente, che mancate un solo pixel da qualche parte, vi tocca star qua, vi schiaffate via tutta l'energia della tuta per... boh, eccolo là. Ok. Oh, grazie a Dio. Ok, qua non c'è niente. Allora, qua in teoria vengo a prendere dati. Da quanto state in live? 1 ora e 48. Sinceramente pensavo di finire prima. Stasera volevo far vedere proprio due robe. Ma sto gioco è proprio, non lo so, è un mangiatempo che è una cosa grande. E tuttora non ho ancora trovato quello che stavo cercando. Ok. Siamo su un settlement di tipo militare, in teoria. È un ARMS. Ma non ce n'è. Quindi anche qua tutto si basa su avere culo
nel trovare, mi ricarico la tuta e mi rubo una energy cell perché tanto non ci torno più qua, e tutto si basa sul trovare il settlement giusto, segnarsi quel settlement e farmare come dei disgraziati là dentro. Basta, non c'è altro da fare. Quando riuscite a inanellare il game loop sul settlement giusto, tradotto, quando riuscite a fare il farming sull'insediamento che ha un drop decente, upgradare, fare gli aggiornamenti alle tute e alle armature diventa veramente una cosa di pochi giorni. Ma se non riuscite, solo trovare il posto vi farà dannare. Quindi fondamentalmente stiamo facendo sempre le stesse cose. Degraded, sia mai che te ne danno uno carico, no? Ah, ok, il power è tutto qui, l'edificio. Stavolta va male. Sì. Sì. Assolutamente, è tutto culo. Fine. Trovate il sistema giusto, col pianeta giusto, col settlement giusto, siete a posto, non avete più problemi. Ma se trovate pianeti sbagliati, col settlement sbagliati o quello che sia, state freschi. Davvero. Non ce n'è. Quasi quasi, non lo so, ma che mi porterebbe via ancora più tempo di prendere, andare su YouTube, guardare dove hanno fatto queste cose gli altri YouTuber, segnarmi il sistema, andare in questo gioco mio, no. Come vi dicevo prima, io mi sa che mi fermerò qui per un gran bel po'. Guardate, 20 fps, adesso siamo sui 30 e via. Io mi fermerò qui. Mi fermerò qui per un po', attenderò magari un po' di prossime espansioni, cioè un po' di prossimi fix, li provo fuori dalla telecamera, vedo come va e fin tanto che non ci sarà un game loop decente o avrò anche qualche cosa da portarvi, da farvi vedere, dito ragazzi andate su questo sistema, io mi sono trovato bene, li trovate tutto, cose del genere. Cosa ci stiamo qua a fare? Scusate, guardavo la tazza, è finita la tazza. Sì, è proprio finita. Senti, ma il barista... Allora, Andrea, lì dal barista non è che puoi scambiare unit? Sì. In teoria c'è questo material trade per scambiare questo in quello. Il problema è che i materiali che fai su sono pochi, non sai se ti possono servire e tipicamente quelli lì sono i materiali che mediamente servono per gli upgrade e le varie ingegnerizzazioni. Quindi... è sempre un po' una rogna gestirsi la cosa e come dicevo prima trovare il game loop giusto per farmare, perché alla fine puoi anche scambiarli dal barista ma devi farmare comunque dall'altra parte, quindi a sto punto secondo me conviene trovare il settlement giusto dove farmare. Chiedo al barista qua. Sì, che poi il barista, ma perché? Mettete un NPC, un trader. Cioè, il barista. Soluzione rapida e messa lì. Per dare un senso all'esistenza del barista, perché se no che ci fa il barista là? Non posso comprare da bere, non posso comprare da mangiare, non posso magari chiedere informazioni. Allora, scenario. Sono un mister nessuno, la mia reputazione in mercenario contrabbandiere è zero. Faccio delle missioni, arrivo su un sistema, parlo col barista. Il barista mi manda da un NPC nella stazione. O mi dice, guarda, c'è questo tizio in quel sistema che ha bisogno di una mano. Prendo la nave, vado a settlement, mi metto giù. Inizio una quest chain. Finita questa quest chain, la mia reputazione sale. Divento un contrabbandiere migliore. Ho delle missioni che mi danno più soldi, ho delle missioni che mi danno più reward, più materiali, posso migliorare magari le mie armature, le mie cose. Bello scenario, possiamo farlo? No.
Beh, anche in Skyrim c'era una cosa del genere, che arrivavi sulla taverna, il barista ti presentava il tizio e partiva una missione che era un po' come una notte da leoni. Mi è piaciuta quella quest, quindi sì, sì, i baristi sono sempre dei punti di riferimento e potevano esserlo anche in Elite. E why not? Why not? Perché no? Certo che potevano esserlo anche qua. Potevano essere degli avviatori di missioni, di quest chain. Meno quest, più significative. Ok. Ovviamente non mi farà atterrare qua. Perché va tutto bene. Ma c'è un pixel forse fuori posto. Ok. Spero che non abbia respawnato anche i nemici, perché a volte lo fa, a volte no. Speriamo di no. Che mi sceglie di due band in firme. Voglio una spruzzatina di grafene. Sì, in ogni RPG che si rispetti c'è sempre la quest alcolica. Beh, dai, ovvio, è giusto che ci sia. Deve esserci, se non c'è la quest alcolica che ci stiamo a fare nei giochi, è qualcosina in più che ci fa divertire. Ah, ho perso di nuovo i permessi perché ho resettato il coso. Vabbè, non c'è problema. Ok, ok, devo ricordarmi che qui posso ricaricare, anzi lo faccio anche già subito, che tanto ci sono 3 energy cell e chi se ne frega. Ok, posso segare a metà questo coso? No, però gli sparo perché mi va di farlo. Ok, e qui si ricomincia. Vehicle schematic, ship schematic, bene, vehicle schematics. Suite schematics, manco l'ombra. Weapon schematics, manco l'ombra. Armadietto aperto. Non vi fanno girare i maroni gli armadietti già aperti o con niente dentro? Mettimi un drop del cacchio. Piuttosto. Fai finta di... No, no, no. Ok, qua c'è il niente, qua c'è il niente. Lì da lì siamo entrati. Come vedete gli storage sono bene o male tutti uguali e più o meno tutti disposti allo stesso modo. Ok, surveillance equipment è una cosa che vedo raramente, ma boh. Se passi sul fuoco ti bruci? Sì. Sì, è il test che viene fatto per capire se un gioco è fatto decente o se è proprio alla cazzum, quindi passo sul fuoco, scusa, passo sul fuoco e come vedi sì, mi faccio male, quindi questa cosa l'hanno fatta correttamente. Ok. Clono un attimo un profilo al volo. Il che mi fa pensare che ogni software house ci lavora almeno un veneto. Bisognerebbe, sì. Bisognerebbe, purtroppo non è così, ma bisognerebbe perché gli inculcassimo un po' di conoscenza alcolica ai fini di produrre magari qualcosa di un po' più logico, perché si sa che in vino veritas e in acque qualcosa. Non lo so. Non lo so, non lo so. E, tornando su quello che diciamo noi qui, l'acqua immarcisce i pai, e tradotto vuol dire l'acqua fa marcire i pali. Ne parlavamo anche l'altra volta, ma è un modo di dire che mi piace e lo ripeto anche ogni tanto. Ok, ciao ciao alla telecamera. Ok, un attimo che la riavvio. Ormai è una cosa che faccio. Ormai mi sono talmente abituato a farlo che vabbè. Ok, allora.
Ah sì, 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 ti fa un attimo di male e comunque non è poco perché mi ha portato via cosa? Un 20% circa di vita e via. Comunque sì, per fortuna non continua a bruciare perché avessero fatto anche quella cosa lì sarebbe stato ancora più un problema. Ok, piano, base, preso tutto, sì più o meno, qua c'è qualcosa, non c'è un cacchio. E tutti questi storage pieni di scatole, ma robe da recuperare sono poche e sparse su alcuni armadietti e basta. Per il resto mi piace sparare alle porte. Dicevo, e per il resto sono molto fatti vostri. Ah, ok, qui mi riporti alle scale dall'altra parte. Ok, quindi ho sprecato un po' di energia per la cipazza del niente. Ok, Metal Coil, anche qui solo esclusivamente ciulo. O altresì detta fortuna, schifo, schifo. E avanti. E ancora il vuoto cosmico, il nulla del nulla. Ricarico l'armatura, prendo la cella, tanto non ci torno. Ok, e quindi vabbè ragazzi, qui si torna al solito game loop. Ah, male, molto male. Aia. Ah, aia. Ok, domani recupero anche le spalle. Due capriole ti spegni. Sì, 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 sì. Ah, gli NPC alla Germano Mosconi. Ma chi è che l'ha? Gesù Cristo, no, nessuno. Ok, ciao. Ah, pochi colpi. Ha respawnato gli NPC, mi fa piacere. Ok, no, me li sta mandando tutti contro. Non ci perdo neanche tempo perché non ne vale neanche la pena di perderci tempo. È talmente... Non ho sta cosa che proprio no. Allora, facciamo un conto dei tempi che ci metterei a tirare giù 5 nemici a piedi. Copriti, spara, copriti, occhio alla granata, attento che la vita ti scende, carica gli scudi, occhio che hai poca energia, ricarica l'energia, ricerca l'energia, occhio che finisci i colpi. Il grande Germano, sì, 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 sì. Da fare un monumento a quell'uomo, da fare un monumento, ci ha donato di quei momenti unici, 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 davvero. Grande, grazie Germano. Ok, quindi dicevo, neanche da perderci tempo, ok, avevamo girato l'angolo, erano tutti là, se non mi sbaglio, voglio indietro i miei FPS, quello è uno, ciao, cioè un missile da un'astronave, sono missili che sparano alle altre astronavi, ok, non è sufficiente a tirare giù un ciccio panzo a piedi. Vediamo se, visto che ci siamo, vediamo i danni sugli scudi, quanti me ne fanno, vedo gli scudi da schifo, ma sono pur sempre un'astronave. Ah, perché sta sparando con... Sta sparando con l'arma proiettile, quindi non mi fa male. Ok, guardate... Oh, avete visto quanto mi ha tolto di scudi quest'arma? Ok? Giusto per dire. Comunque questo settlement mi fa abbastanza schifetto. Era giusto per vendicarmi con quegli NPC. E metto il pepe. Il pepe pepe. Ok. Due colpi di fucile e dio gli scudi di una nave spaziale. Già. Già, già. È un fucile potente. È un fucile che fa tanti danni. Per carità. Frontier. Devi bilanciare queste cose. Non è possibile che un fucile a terra faccia tutti questi danni. Anche se ho degli scudi da schifo, è sempre un'astronave spaziale. Ok. Hai montato uno sparapetardi. Beh, più o meno. Più o meno, più o meno. Alla fine sono degli 1B e i missile rack. Non è che fanno. Però succede. Con i 2B è la stessa cosa. Quindi potete montare anche i 4 o i 6 o quello che sia. Quello è il danno che fa. Sempre 2 missili vi servono per tirarli giù. Non ce n'è. Allora, vediamo se c'è uno spazioporto qua vicino dove attraccare. Mi tocca andare in system map. Ok, mi sa che sarà uno spazioporto con la C. Capiamoci.
gli spazio suini, eccolo lì, sì, 2410 ls, e andiamo ad atterrare, attraccare, controllare due cose. Vedo se ci sono delle missioni magari un po' più meglio e via. Nel frattempo, ragazzi, alcune cose. Allora, la prima fatalità, parlavo appunto con Mike in chat e si parlava di... oddio, me lo sono già perso, un attimo che me lo riapro. Ah sì, si parlava di quello che io definisco la sindrome da tutorial in relazione a tante cose che vediamo nei giochi e anche ad alcuni commenti che ho visto e anche critiche che ci stanno le critiche, ragazzi, sui miei video precedenti. Allora, un attimo, simulativo, se spari un missile da una nave che spacca i posteriori alle navi dovrebbe fare crateri in quel set. Giustamente, il discorso anche di prima, del bilanciamento arcade simulation, sei più una simulazione, queste cose non devono succedere, sei più arcade, vabbè, passiamola. Ok, quindi il balancing passa anche da queste meccaniche. Tornando a prima, sarà una diretta straordinaria, non la farò il mercoledì. Preparerò anche un po' di argomenti, magari qualche clip e qualche video sulla sindrome da tutorial. Purtroppo la vedo molto in Elite e la vedo anche molto nei commenti che ho visto nelle critiche sia dei video che delle dirette passate. Niente da dire, ragazzi. Il problema è che qui noi adesso in diretta stiamo vedendo in diretta un giocatore normale come sono io, ho mai preteso di essere un super player, ma un giocatore normale che fa i suoi errori, sperimenta le cose, prova, fa, vede tutto il resto e vediamo quanto tempo questa cosa porta via. La sindrome da tutorial invece ci nega questa cosa e ne parleremo magari in una diretta dedicata, quindi se vi interessa questa cosa nel caso fatemi sapere, perché che così preparo un po' di documentazione a riguardo, mi servirà un po' per preparare questa cosa, quindi volevo trattarla, è da un po' che sto pensando di trattare questo argomento, quindi potrebbe essere un buon momento magari iniziare a pensarci adesso, soprattutto visto lo status di Odyssey. Un attimo che mi levo da questo interdictor, perché sì, ovviamente essendo in power play le interdizioni sono l'ordine del giorno, quindi se non ti interdicono almeno una o due volte a viaggio non sono contenti, però dai, mi dà la possibilità di divertirmi un po' con i comandi della nave, dai che c'ero quasi. Bene, perfetto. Ok. Allora, mettiamo i motori molto tranquilli per fare un drop easy. Intanto scansiono tutte le navi che mi capita di fare. Sì, Nevo, assolutamente. Quanto su Next Gen ho visto qualche episodio anch'io lì con i vari Romulani, bla bla bla. Sì, scelte diciamo stilistiche un po' dubbie. Purtroppo Star Trek è andato giù alla deriva quando è stato infestato da social justice warrior, vari woke culture, eccetera eccetera eccetera. Purtroppo quelle filosofie, chiamiamole così, ma proprio quote on quote, tra virgolette, hanno un po' rovinato tante cose. Star Wars in primis, Star Trek poi, e tante altre cose, distrutte da questi modi di vedere le cose che non condivido assolutamente, almeno io personalmente. Poi alcune cose, per carità, ok? Ma diciamo che in linea generale del pensiero, anche per quello che sono io personalmente, per come la vedo io, quel modo di vedere le cose è proprio fuori dal mondo, è proprio il buon senso messo nel cestino e buonanotte. Ok, allora andiamo. Sì, Andrea, assolutamente. È successo un po' anche con me con Cyberpunk, devo ammetterlo, e con altri giochi. Sei talmente appassionato del gioco, ed è giusto che sia così, se ti piace giocalo e divertitici, ma cerchiamo di mantenere un po' di spirito critico. Se c'è una cosa che non funziona, non funziona. Non funziona. Adesso qui lo dico, sentire Obsidian Hunt, che è uno dei pilastri di Elite, della community di Elite, contenuti da sempre, c'è uno spazio porto dedicato a quell'uomo, ragazzi.
ok? Sentire che non è contento di quello che succede con la sua modalità di espressione che mi piace molto, molto calmo, molto pacato e tutto il resto. Io sono un po' più esplosivo nelle mie esposizioni. Quello che si è sentire perfino Obsidian Hunt, cioè alla fine condividere il pensiero di noi tutti fa molto pensare. Speriamo che i dev Frontier acquisisca queste critiche, che alla fine vogliono essere delle critiche costruttive, non distruttive, ragazzi, e possa poi sistemare e portare dei fix al gioco in modo che poi ce la possiamo giocare e possiamo divertirci, perché alla fine siamo noi che dobbiamo giocare, ci dobbiamo divertire. Ho smesso di essere fanboy nei giochi da parecchio tempo. Devo dire che sono stato anch'io fanboy di molti giochi in passato. Poi cosa vuoi? Cresci, inizi a vedere le cose da un punto di vista diverso, gli impegni giornalieri ti portano a vedere il mondo diverso e poi, tornando al discorso allenamenti, c'è stato un momento specifico nella mia vita. Guardate, ho la pelle d'oca in questo momento, ve lo giuro. C'è stato un momento nella mia vita in cui ho dovuto affrontare delle cose, per carità nulla di estremamente problematico, ma delle cose assolutamente fuori dalla mia comfort zone, che mi hanno proprio cambiato completamente, non dico completamente io come persona, ma il modo di vedere molte cose. Ok, e per questo non smetterò mai di ringraziare i ragazzi del Combatis 360, che è il corso che facciamo noi, dove prendiamo tanti di quei pattoni in faccia, che è una cosa esilarante, e vi dico, lì cambiano un po' molti punti di vista, perché vedi delle situazioni dove non pensavi di poter fare nulla, non pensavi neanche di poterle affrontare, dici ma io sono un programmatore con gli occhialetti, vado là a prendermi a schiaffoni. Ho deciso di mettermi in gioco in quell'ambiente lì, è stata dura, è ancora dura tuttora, perché dovremmo finire dei corsi istruttori e altre cose, e non vedo l'ora di proseguire. Insomma, comunque ci sono delle cose che lì proprio ti cambiano le prospettive, anche semplicemente condividendo le esperienze con tutti i ragazzi che sono passati per di là. E quindi niente, questa è un po' di esperienza mia personale che mi ha dato proprio fisicamente, ve lo giuro ragazzi, fisicamente 4 spattoni in faccia, e mi ha dato una mano a svegliarmi un po' fuori e a farmi vedere delle realtà assolutamente fuori dalla mia comfort zone. E è stato un bel secchio d'acqua fredda in faccia, assolutamente, e che dire, una bella sveglia, per cui adesso me la prendo, poi magari ogni tanto mi vedete esplodere nei miei commenti, però alla fine sono giochi, ci dobbiamo divertire. E sì, certe esperienze ti cambiano proprio il punto di vista, anche di quello con cui giochiamo, quindi nella nostra vita normale che torniamo ad affrontare dopo. Questo è una cosa un pensiero che mi sento di condividere con voi. Comunque, andiamo a vedere un attimo velocemente la missione, tanto quella che avevo l'ho fallito, operation non ce ne sono, support vediamo cosa mi dice qui, arms hub, quindi di nuovo quelle cose, scusate ragazzi, engineering, hunters, bla bla bla, vabbè dai, sembra un sistema interessante, se mai mi capiterà di mettere piede di nuovo qui, ci passerò. E qui dentro Elite in generale. Beh sì, ovviamente ragazzi, gli anni passano, non abbiamo più 20 anni, quindi il modo di vedere in base agli anni che si hanno è normale che sia differente. A 20 anni vedi le cose in un modo, a 30 in un altro, a 40 in un altro ancora. È normalissima la cosa, è l'esperienza di vita. Anzi, sarebbe molto preoccupante se non fosse così. Vuol dire che personalmente la crescita, secondo me, non c'è stata. E vi dico, io ho
come vi accennavo prima, è stata quella famosa secchiata d'acqua che mi sono preso in faccia. Davvero, davvero una gran secchiata d'acqua. Comunque, consiglio mio, quando passate per le stazioni, controllate sempre che non vendano equipaggiamento di grado più elevato, perché se trovate una suite di grado 3, compratela, non aggiornatela. Se trovate dei fucili di grado 3, comprateli, non aggiornateli. Non pensateci nemmeno di aggiornarli, perché fare il farming ai materiali è inutile. Piuttosto potrebbe essere interessante investire il vostro tempo, invece che farmare i materiali per l'upgrade 1, 2, 3 e 4, cercate direttamente armi e armature al 3. E dovete fare solo un upgrade che è dal 3 al 4. I materiali che vi servono sono più o meno quelli. Anche perché, appunto, il flickering delle station, evviva. Dicevo, anche perché, guardate cosa succede nell'upgrade. Se io volessi, per esempio, l'upgrade dell'Artemis Suite, ok? È una suite di tipo scientifico, ricerca. Cosa succede nel momento in cui voglio fare l'upgrade? Potrei anche già farlo, ho abbastanza materiali per farlo. Gli upgrade cosa cambiano? Shield e shield, strength e regeneration. Quindi quanto sono potenti, quanto tengono botta i vostri scudi e quanto veloci si rigenerano. Fine. Non vi upgrade, non vi danno uno zaino migliore, non vi danno più, non vi danno niente. L'unica cosa che vi consentono di fare è di sbloccare, ok, gli engineering modification slot, con le quali andate poi a modificare questi altri parametri. Allora, io gli ingegneri non li voglio neanche toccare per il momento. L'ho già accennato prima perché ritengo che sia una cosa ancora in fase di fixing. Solo, vediamo se, eccolo qua, solo guardando cosa richiedono per sbloccarli, vediamo, uno ero andato anche abbastanza avanti, eccolo qua, no, eccolo qua, Suites and Equipment Strategic. Che cacchio è Strategic? Devo andare sulla wiki a capire ste cose. Comunque, questo mi serve e devo fare almeno 100 light years negli shuttle, attenzione, e adesso devo trovare 5 dosi di push. È una droga o qualcosa del genere che non ho la più pallida idea di dove andare a cercare, quindi dovrò andare a vedere su qualche sito cosa devo fare e allora forse posso sbloccare l'ingegnere. Poi dovrò fare i materiali per l'upgrade A, B, C, D, E, F, G, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vedo Andrea, queste cose ti fanno crescere e vedere in maniera diversa determinate cose. Sì, assolutamente. E ci sta, dai ragazzi, ci sta un po' di crescita personale. Bisogna mettersi in gioco tante volte. Ok? Bisogna farlo. Devo ancora fare le 10 conflict zone e non so cosa dovrò fare dopo, quindi me lo vado a vedere online. Gli puzzava mettere tutta la lista completa? Abbiamo visto sopra, no? Questo, finché non ho spuntato questo non lo vedevo. Perché? Cosa qui? Che problema c'è? Vabbè, comunque. E via discorrendo. E quindi fare anche tutti i materiali. Cosa devo fare? La stessa identica cosa che ho fatto per fare i materiali, per fare l'upgrade delle tute, solo che devo cercare materiali diversi, con un RNG più basso, in posti sempre più difficili, ok? Perché? Allora, io, personalmente, Virus 101, ok, tra un attimo arrivo sulla chat, io personalmente Virus 101, ve lo dico, l'ho provato, ho guardato un attimo come funzionava Odyssey in tutte le sue meccaniche, quello che sia, non ti lascio passare, sappilo. Ok. E ho provato un po' Odyssey in alcune meccaniche, non tutte, ok? In alcune meccaniche che ha a disposizione ci sono alcune cose carine, sì, alcune altre cose non mi piacciono, ma ne abbiamo ampiamente parlato, ok? E a questo punto mi salta la domanda, perché giocare? Perché giocare? Torno a casa dopo una giornata di lavoro, 1 ora e mezza, 2 di allenamento e tutto il resto, ho le braccia a pezzi, ho le gambe che non mi tengono su,
la glicemia è sotto le scarpe, quindi sono proprio stanco, mi metto qui sulla mia poltroncina, dico inizio e mi faccio una partitella. Perché? Per grindare e farmare come fossi in un MMO? Vado a giocare un MMO. Per sparare e uccidere i nemici? Vado a giocare a Counter-Strike, a PUBG. Per potenziare le armature, per fare cosa? Per rifare le stesse cose più velocemente? Io adesso ho questa domanda, quindi dal mio punto di vista, ragazzi, vi avviso, questa è l'ultima puntata che faccio su Elite Odyssey in questo status, ok? E fino al termine dei fix sarà difficile che torno su Odyssey, a meno che magari non abbiamo qualcosa da condividere o esca proprio qualcosa di entusiasmante, e Odyssey lo parcheggerò un attimino. Nelle prossime dirette, come avevate chiesto, riporterò Virgi su PUBG, e quindi magari la vedremo un attimo giocare o su PUBG o su CSGO, e anch'io tornerò un po' su quei giochi lì. Sto facendo la caccia ad un altro paio di giochi e comunque riporto anche un po' Star Citizen. Voglio vedere un attimo come è messo quel gioco e più o meno a che punto sono arrivati e cosa c'è da fare dietro. Ciao Ray, benvenuto, benvenuto. Arrivi in chiusura cazzuola 2 ore e 20 stasera per aver concluso una cippa di niente neanche stasera. Quindi come vedete trovare il posto giusto per trovare i materiali che servono è una perdita di tempo spaventosa. Io non ce l'ho tutto questo tempo, magari nel frattempo cercherò di documentarmi un attimo online, cercherò magari il sistema A, B, C, dove fare questo, quello, quell'altro, e le dirette su Odyssey arriveranno dopo. Adesso voglio vedere i prossimi fix, voglio vedere cosa faranno, cosa succederà e porterò altri giochi, dai. Anche perché a livello di entertainment andiamo a divertirci da qualche altra parte, ci facciamo qualche risata, vedete che mi fanno saltare la testa in CSGO o quello che sia, e quindi why not? Ok. E quindi questo un attimo va a concludere tutti i discorsi di oggi, più la diretta dedicata alla sindrome da tutorial, ci sarà proprio scritto sindrome da tutorial, e parleremo di questa cosa. Sarà meno gioco e più chatting, quindi vi avviso già di questa cosa, magari l'annuncio un po' prima, qualche giorno prima, che non magari mezz'ora o un'ora prima, come purtroppo sono costretto a fare qui. Allora, andiamo sulla chat, vedo Andrea che ci risponde. Ah sì, ok, stavo rispondendo a Demo. Te pensa che dopo aver giocato tanti Souls-like ormai cerco scorciatoie anche in real life? Sì, assolutamente. Beh, ben venga, se possiamo fare la stessa cosa in meno tempo, perché no? Perché no? Certo, ci sta. Ovviamente sempre con l'adeguato buon senso. Va bene dai ragazzi, allora oggi abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Scusate, mi sto sbracciando, ma vi dico, quando arrivo qui sento che tira tutto, quando arrivo qui tira tutto qui sotto, quando arrivo qui tira tutto il deltoide qua dietro. Ok, se faccio così, estendo il braccio e tiro il tricipite, sento le fitte che partono da qua e arrivano fin qua dietro. Qui però no, è una buona posizione di stretching questa. Eccolo qua. L'avete visto il mega flip? Eccolo qui. Ah! Non era un mega flip. C'è qualche procedura che non fa i conti come deve. Ok, qualche quaternion che è esploso e quindi l'angolo di visione va a cancellare. Eccolo qua, eccolo qua. Qui non succede, ma se mi sposto e giro, eccolo qui. Eccolo qui. Ok, allora, più chiaro di così non si può. C'è qualche procedura che sballa qualche conto là, assolutamente, non ce n'è. Ok. Sì, l'unica posizione in cui sto comodo è più o meno questa, con la parte muscolare qui abbastanza rilassata, il tricipite non tirato e non iperesteso, ma in posizione neutra, diciamo, quindi oh yeah. Le pubblicità... Da te c'è la pubblicità di come no. Vediamo. Vediamo. Ok. Non c'è la pubblicità?
C'è la pubblicità. No, no, wow, 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 wow. Ok, è solo pubblicità di navi e cose del genere, tute o cose così, insomma, quindi... Ok, qui venite a fare altre cose, consegnare altre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, è così qua. Mi piacerebbe potermi sedere su un sedile e ammirare fuori, ma non lo posso fare. Mi piacerebbe saltare su questo tavolo e ballare, ma non lo posso fare. Mi piacerebbe interagire con questo NPC, ma questo NPC... Dove vai? Oh, piano, Piano, siamo su YouTube, certe cose non si possono fare, Occhio, E così poi senza neanche domandare... Insomma. Le smandroppone di Cyber. Sì, dai, Cyberpunk diciamo che non è brutto e ci sta nell'ambientazione del gioco, ma sarebbe da fare un discorso abnorme anche lì dentro e non lo farò perché l'ambientazione Cyberpunk non è quella che vedete in Cyberpunk 2077. È una buona rappresentazione, sì, ma non è Cyberpunk. E ci sono milioni di discorsi da fare, molto complessi e non stiamo qui a farli. Aia. Ok, ragazzi, prima di finire di sbracciare e di perdere l'ultima mobilità che ho sui muscoli delle spalle, andiamo a chiudere. Quindi direi che ci siamo, caspiteronzola, 2 ore e 25. Io non ho mai fatto dirette così lunghe su altri giochi, se non proprio in qualche rara occasione. Elite proprio streccia le dirette in una maniera incredibile, perché di solito i contenuti anche negli altri giochi in un'oretta e mezza di solito li esauriamo. Elite è un gioco che richiede tanto tempo e pazienza. Comunque, ok, sei da PC e stai più comodo, quindi vuol dire che sei tornato a casa, Nemo. Sono contentissimo di sentirlo. Andrea invece ci dice che mi sono sparato 120 ore, mi sono divertito tanto, poi credo che Ghost in the Shell ha un'ambientazione migliore. Sì, Ghost in the Shell è una bella ambientazione cyberpunk. Cyberpunk di CDPR è una buona rappresentazione, ma manca delle key features. Il Netrunner non è il Netrunner, ok? Una brutta copia di Overwatch buttata là perché non avevano tempo di finire il Netrunner in gioco. E gli impianti cibernetici ce ne sono nell'ambientazione cyberpunk, ma non sono così diffusi. E ci sono enormi problemi nella gestione degli impianti cibernetici nelle persone. C'è perdita di punti umanità, c'è perdita della sanità mentale. Gli cyberpsycho sono buona rappresentazione di questa cosa, ma sono portati veramente oltre l'estremo. È come giocare in un'ambientazione super magic di D&D rispetto a un'ambientazione low magic sempre di D&D. Non so se ho reso l'idea. Però se volete, ragazzi, io qui ve lo chiedo, nel caso fatemi sapere nei commenti o nella chat o dove sia, o anche su Discord, preferibilmente nei commenti, che così mi aiutate un attimo a dare un po' di trazione ai video, e fatemi sapere se volete fare anche una serata in cui discutiamo dell'ambientazione cyberpunk, ricaccio su Cyberpunk 2077 e ci facciamo 4 chiacchiere e vi spiego il mio punto di vista personale in base alla mia personale, diciamo, affezione al genere cyberpunk. E Deus Ex, allora, Human Revolution meraviglioso, Mankind Divided l'ho iniziato, non sono riuscito ad andare oltre un certo punto, però anche quelli precedenti dei signori giochi. Mamma mia quanto mi sono divertito. E Human Revolution è stato veramente veramente un gran gioco che mi sono gustato dall'inizio alla fine. Gran bel lavoro, sì. Ok, esatto, parlavamo anche di Scarlet Nexus, purtroppo non sono informato a riguardo, ma nel caso vado a buttare un occhio. Mandami un promemoria anche nei commenti del video qui sotto, ti ringrazio, che così dopo vado a darci un occhio. Va bene dai ragazzi, allora mi pare che l'ambientazione cyberpunk titilli molti di voi, anche me, il sottoscritto personalmente, grande fan, lettore di Gibson, Philip Dick and Co.
Anche la telecamera si sta rifiutando, mi sta dicendo virus chiudi, dai, è ora di andare a nanna, infatti sì, è anche abbastanza tardi. E quindi vi dico, da lettore anch'io di Herbert, Philip Dick, William Gibson, che devo finire anche di recuperarmi tutta la trilogia dello Sprawl, quindi da Neuromante in poi, eccetera eccetera eccetera, giocatore, ex giocatore, ho fatto un bel po' di partite, Cyberpunk 2020 all'epoca, eccetera eccetera. È un argomento che mi piace. Se volete magari dedichiamo una diretta al genere Cyberpunk e magari usiamo anche Cyberpunk come gioco dietro, o magari qualche riferimento con Deus Ex o altre cose. Bene, allora, prima che Elite mi frigge completamente l'hardware del PC, perché vedo sto calo di frame rate, quindi vuol dire che il gioco sta andando un po' sotto sforzo, 52 mentre di solito facevo 75 qui dentro, quindi vedo che c'è un po' di sforzo da parte del mio PC e direi che possiamo anche andare a chiudere. E che altro dire? Basta, questo è Elite Dangerous Odyssey. Se vedremo qualcos'altro su Odyssey sarà quando sarà fissato qualcosa. Fino ad allora, a meno di particolari cose, ok, cambieremo un po' giochi e anche argomenti, dai. Allora, vi leggo un attimo la chat in velocità prima di chiudere. Mankind, ho fatto fatica pure io a seguire la storia, aveva meno mordente. Sì, stessa cosa anche per me, mi sono un po' rotto i maroni, poi c'erano delle meccaniche là dentro, degli upgrade che ti hanno rotto, e allora ti devi recuperare. Mancava qualcosa, sì, la stessa sensazione mia. E Andrea invece ci dice: dopo che l'avrò finito racconterò anche su Discord. Ok, sì, ah, ok, perfetto, così collego il tuo nome da YouTube al tuo account su Discord. Perfetto, grazie Andrea. E io su Steam avevo preso anche un certo Mars War Logos che prometteva bene, ma fatto purtroppo da sviluppatori in ristrettezza. Sono un po' un problema. Sarebbe da fare un discorso. Sarebbe da fare un discorsone enorme. Mi ha schioccato anche la spalla. Sull'argomento indie developer. Ah, che roba! L'avete visto? Lo state vedendo? Assurdo! Vabbè, ok. Ragazzi, è ora di chiudere. Elite sta dicendo virus chiudi, se no ti frigo la scheda video. Bene ragazzi, allora, magari ne parliamo sui commenti a questo video o su Discord o dove sia. 2 ore e 20, è ora di andare a letto. Virgi mi spara se tardo un altro po' a chiamarla, quindi diciamo che per oggi gli argomenti li abbiamo un attimo chiusi e abbiamo visto quello che dovevamo vedere. Ho fatto così. Ok, abbiamo visto quello che dovevamo vedere, quindi male, tanto male, sì, personalmente, fisicamente sono preso come sono preso e il gioco è preso come è preso, quindi siamo praticamente 2 rottami che si guardano, uno dalla telecamera e l'altro dal monitor, quindi questo è quanto. Altro da dire non ne ho ragazzi, gli argomenti li abbiamo ben visti, fatemi sapere, magari anche per farci 4 chiacchiere su altri generi o quello che sia, nelle prossime dirette vedremo altre cose e via. Doom, meno risorse, ma il mattone è pure quello, sì. Anche Doom Eternal non è male, ma l'ID Tech è un motore che è molto più solido, decisamente più solido, già ottimizzato, bla bla bla, ha la sua storia, è un motore che ha una storia molto vecchia. Il motore di Elite purtroppo è relativamente recente, fatto in casa e ha i suoi problemi. Quindi quando verrà fissato forse ci torneremo. Fino ad allora non ha nessun senso giocare a questo gioco. Quindi anche Andrea che mi domandavi lo prendo o non lo prendo, sono indeciso di qua e di là, attendi l'offerta perché buttargli 35 euro per sta roba qua ti girano i maroni. Ti girano i maroni. Punto e fine. Ecco qua. Bene. Allora, che altro dire? Ragazzi, grazie a tutti per avermi seguito così a lungo, questa sera una diretta davvero lunga e vi auguro una buona serata, una buona notte, andate a fare dei bei sogni e non degli incubi come qui su Elite. Ci vediamo nella prossima diretta. Virus 101 vi augura calorosamente una buona notte, delle buone giornate, faccio schifo nei saluti e quindi vado a chiudere con il mio ormai consueto transmission. Questa sera out. Ciao a tutti. Giù spalla. Mamma mia, comincia a far male adesso. Alla prossima.
Do you mind? Excuse me? This is a pretty decent floor, huh? Sorry, can I get past?